domenica mattina. Grazie a voi, ma grazie anche a chi ci sta seguendo in streaming, tutta Udine, il Friuli, insomma ci può seguire grazie insomma al sito diciamo di Friuli Doc chiaramente, quindi anche nei locali, nelle case, là dove insomma c'è un computer acceso ci possono oggi prepareremo proprio dei dolci e lei è la regina davvero, ma non solo dei dolci, perché lei è romagnola, quindi potete soltanto immaginare quante cose buone. Cioè, questa è già la carta preparare. di presentazione, quindi se magna. Se magna, mia cara. Ebbene sì, perché poi alla fine noi sappiamo che voi ci avete ormai viziati e di conseguenza l'assaggino piccolo, ma poi c'è per tutti, vero Cris? Sì. Ti aiuta Monia oggi, sì. Vero? Ecco, c'è la Monia mia che, insomma, un po' collaboratrice, amica, e facciamo diverse cose insieme, mi ha accompagnato in questa, e visto che oggi siamo partite abbiamo avuto un attimo di defiance, grazie. È la prima volta che vieni a Udine? Sì, prima volta. Come ti sembra? Hai girato un po' ieri per Friuli Doc? Ieri abbiamo girato, molto bella, molto giovane, piena di gente, sì, la cosa che abbiamo notato, poi anche magari ti vedono in TV. Che cosa hai deciso, anche se loro il ricettario ce l'hanno, però diciamolo lo stesso, che cosa hai deciso di preparare? Allora, siccome mi dicevi, quando ci siamo sentite non c'era un tema conduttore, non c'era un utilizzo di un prodotto specifico, nelle due appuntamenti, perché la lezione di questa mattina sarà diversa di quella del pomeriggio, perché poteva essere semplice, no? Facevamo la stessa cosa, facevamo il bis. Ma loro tornano anche molti di loro tornano anche il pomeriggio. Quindi ho inserito nelle due appuntamenti una torta, un biscotto, un dolce al cucchiaio, con la differenza che oggi pomeriggio il biscotto sarà salato. Una versione di pasticceria salata, perché anche in pasticceria c'è tutto un filone di salato che per gli aperitivi, per gli stuzzichi, per una merenda, si può ragionare sul salato. Molto bene, però qualcosa di tipico vedo che stai utilizzando, io vedo ramandolo o piccolit nel pomeriggio. Ho cercato di inserire alcuni prodotti che ci sono sul territorio e magari abbinati a un prodotto romagnolo. Certo. In questo caso qui abbiamo il ramandolo, ma poteva essere anche del piccolit, quindi un vino liquoroso, un passito, questi vini che poi abbinati ai biscotti che faremo dopo la torta andrebbe benissimo, chiamati da meditazione, no? Nel senso che ti metti lì e bevo finché ho finito. Certo, proprio me lo godo. Sì, ecco. sì. E, nelle ricette per riuscire a farvi vedere la realizzazione, perché noi siamo qui da stamattina presto, uno, abbiamo avuto un attimo di problemi con la spesa per cercare di riordinare le idee, due, se dovevo fare tutto in diretta facevamo solo due ricette, poi a che ora, quindi abbiamo già anticipato e sfornato alcune preparazioni. Abbiamo quello che vedete qui davanti, che è la prima ricetta con cui partiremo, è una panna cotta con lo squacquerone, che è un formaggio tipico romagnolo, un classico, la piadina con lo squacquerone, no? La piadina con lo squacquerone, però in versione dolce, abbinato a delle fragole marinate con del rosmarino e del ramandolo. Sulla ricetta trovate piccolit e fichi. Diciamo che c'è stato un disguido. Scusate, piccolit, avete ragione. Piccolit, usiamo in questo caso il ramandolo, però un vino dolce. Rispetto alla ricetta ho dovuto fare delle modifiche, perché lì ho riportato, adesso man mano che spieghiamo poi lo diremo, mancavano delle attrezzature, quindi abbiamo modificato, ci siamo aggiustate. Allora, abbiamo panna cotta, panna, non guardate la quantità di quello che ho realizzato io, perché rispetto alla ricetta l'ho fatta 6 volte o 7 volte, mi sembra, più una all'aggiunta, 6 volte. Bene. Quindi per avere, e abbiamo la panna fresca con lo zucchero,
Questo qui lo facciamo scaldare, adesso partiamo subito. Aspetta, che ci vuole il suo tempo, perché io sono un po' nervosa. No, ma l'hai rispento. Ecco, vedi, troppo. Hai le mani troppo calde. No, sono troppo. Basta pigiare il numero. 8, ti va bene 8 al massimo? Quanti? Sì, metti 6 che non vorrei che poi Metto va 6. vonta, come si dice, no? Vonta. Sì, esatto. Non è molto, Su tutto però, e sprechiamo anche la panna. No, perché ne abbiamo poca anche di Appunto, quella. quindi- Siamo andati a rubare la gelatina Allora, qua di fianco. Pensate un po', c'è da dire questo, al posto dei fichi tu hai messo le fragole. Le fragole. Cioè che cosa cambia dal punto di vista della preparazione? Si sa, il gusto cambia perché non ci sono i fichi, ci sono Sì. le fragole, ma dal punto di vista della preparazione della ricetta. Allora, nella ricetta voi trovate scritto mettere i fichi sotto vuoto e farli cuocere a bagnomaria, mi sembra, una cosa di questo genere. Sì. Praticamente mettendolo in una busta, avendolo sotto vuoto, Ma con chi non il ce l'ha? infatti, allora, qui lì è portato perché quando dobbiamo fare qualche cosa di marinato che si deve insaporire con un ingrediente, mettendolo sotto vuoto e un attimo a calore medio molto molto basso, viene tutto più velocizzato e rimangono i profumi, gli oli essenziali, in questo caso del rosmarino, rimangono molto più si sentono di più. In questo caso, non avendolo, o preparate questo composto che io sto facendo a caldo la sera prima in un barattolo chiuso con della pellicola, con un coperchio, e lasciate in frigorifero, quindi le fragole, rosmarino e zucchero in frigorifero tutta la notte. Altrimenti direttamente a caldo, come faremo noi, faccio sciogliere leggermente. Adesso accendiamo anche questo. Accendiamo anche questo? Sì, ce la possiamo fare? Sto cercando Sincerotto. Ah, e questa È qua è questo? vero, tutto al massimo? No. 6 va bene. Allora, faccio sciogliere con un pochettino di Tutto a acqua, posto. appena, perché non devo Senza fare un chiaro. caramello, ma a sciogliere un po' lo zucchero, o anche con direttamente un pochino di vino, ma lo volevo usare da sfumare per dargli più profumo, e quando questo è sciolto metto le fragole, salto un attimo e metto il vino. Facendolo a caldo, perché a volte dice lo voglio fare pomeriggio per la sera, se non ho preparato le fragole e la frutta il prima non lo posso fare. No, lo possiamo fare Perché cambiando seguendo tecnica. questo- Cioè in questo caso lavoro a caldo, quindi col calore faccio sciogliere più velocemente, faccio estrarre più velocemente anche l'olio, diciamo, essenziale del rosmarino dalle foglie. Qui c'è del rosmarino che ci sta molto bene, potreste usare del basilico e del timo, o timo limonato. E dovete provare, magari c'è chi dice ma no, magari siamo abituati, no? Rosmarino, arrosto, vero. vedrete che invece ci sta bene. Beh, oggi lo assaggiamo, sì, quindi infatti lo scopriamo lo subito. vedremo. Quindi facciamo sciogliere un po', nel frattempo questa si scalda, e qui io ho già messo a bagno la gelatina, sta andando? Sì. I fogli di gelatina, lì avete 7 grammi se non erro, perché cercate sempre le ricette dove c'è scritto un foglio, 2 fogli, 3 fogli, la prima grammatura. volta la provate a fare, se poi vedete che quel dolce è troppo gelatinoso e quindi perde di cremosità, anche di bontà, mi viene a dire, dovete diminuire. È sempre preferibile avere il peso nei fogli di gelatina. Se trovate una ricetta che c'è il numero, la prima volta la fate così, pesate, e poi quando la assaggiate vi rendete conto. Sì, però Cristina c'è un problema, ed è una cosa che io evidenzio sempre ai miei ospiti, i cuochi che vengono anche nella mia trasmissione, ma anche con Daniele tante volte, ma Daniele lo sa, l'ha imparato, l'ha capito, Sì. insomma, che si fa così, lo sa meglio di me. Il fatto è che la gelatina, i fogli di gelatina, ci sono quelli da 10 grammi, non lo so, e quelli per da quello 2, che dico- per cui se tu mi dici 2 fogli, ma quali? Quelli piccoli o quelli Allora, grandi? Allora cambia, e cambia per quello tutto. che dico, tu fai la ricetta con i fogli che hai, è troppo compatta, perché di solito nelle ricette, anche uso casalingo, ho notato che tendono ad esagerare per aver paura che alla persona non Sì. riesca, diciamo. Però anche perché io in questo caso servo il dolce in un bicchiere, se c'è poca gelatina e rimane cremoso,
non mi interessa più di tanto, lo mangio col cucchiaio. Certo. Se io faccio uno stampino che vado a girare, Sì. deve avere la quantità giusta, ma se la stessa torta la faccio grande, tipo un anello, ce ne va ancora di più, perché il volume che deve sostenere il peso, quindi la quantità di gelatina è proporzionata al tipo di prodotto che io vado a fare. Nel bicchiere io ne metto pochissima, Sì. nel dolce che vado a sformare piccolo un po' di più, nel dolce grande di più. Quindi la stessa ricetta, anche a seconda di come la componete, cambia, ma cambia anche se io faccio, per dire, un dolce che sformo, però magari metto uno strato di pan di Spagna, poi metto una crema con questa gelatina, poi metto altro pan di Spagna e vado a chiudere. In questo caso io ho una struttura dove il pan di Spagna mi tiene, sostiene, diciamo, certo. mi regge, quindi ne posso mettere un po' di meno, perché a mio giudizio quando vado a mangiare quei dolci che mi rimbalza il cucchiaino, no, quello mi sembra non so, gomma, mi sembra sì, finto, sì, mi sembra no? Finto, le è gelatine vero. che vedi nei film americani, jelly, no? Che tremano tutti, Sì, sì. però a volte trovi qui si è spento tutto, mi No, sa. non si è spento niente. Qua si Questa va se vuoi veloce. ti parlo in friulano e ti insegno. Va bene. Allora, aumentiamo, no? Va bene. Scusa. Cioè, perché io ho fretta, capito? Lo so, Io lo so, devo lo so. fare presto. Ma vedrai che in un attimo adesso si scioglie perché ti ho messo al massimo la Ah, fiamma. no, sta andando, brava, hai ragione. Hai capito? E questa qua va bene così che vada Sì, piano? sì, intanto. Quindi la gelatina la dovete mettere ad ammollare in acqua fredda, mai calda, perché altrimenti si disperde la quantità. Nella stessa identica maniera io potrei pesare per ogni foglio 5 grammi di acqua e utilizzare tutto. Non usate mai troppa acqua, cioè 2 fogli in un contenitore grandissimo, perché la gelatina è sono proteine. Le proteine, se stanno troppo a bagno nell'acqua, così se lo preparate troppo tempo prima, si disciolgono. Poi vi succede che magari avete preparato prima la gelatina bagnata, andate a fare il dolce dopo 4 ore, il dolce non lega, perché nell'acqua dove avete messo a bagno l'acqua si sono disgregate le proteine. Quindi è meglio farlo magari un quarto d'ora prima, 10 minuti prima, oppure per ogni foglio pesi 5 grammi di acqua e gli lasci tutto, perché assorbe 5 grammi. Perfetto. Di solito noi in pasticceria pesiamo, e di solito sono i fogli sottili da 2 grammi, cioè in pasticceria sappiamo quanti Ma grammi chiaro, sono, sì, perché sì, ovvio. poi la gelatina più sottile è, più è di qualità. Quindi a volte ci sono dei fogli molto grossi, sono di qualità inferiore. inferiore. Va bene. Senti, Allora, questa è quasi al massimo. va Hai bene, bisogno che no. rimanga Allora, bassa? guardate, No. è bianco, non deve colorare, non deve diventare caramellato. Io vado ad aggiungere le mie fragole tagliate. Se erano fichi, tagliati a pezzettini i fichi, ok? Oppure è anche buonissimo con i lamponi, i frutti di bosco, Purché siano d'estate freschi. anche con le pesche. Ah. Sì. E purché siano freschi, Sì, non congelati, non perché surgelati. perché quando per fare questa operazione, se sono surgelati, mi raffreddano completamente, mi viene un mappazzone unico e per scioglierlo mi diventa una salsa, non mi rimane più il pezzo, che può andare bene ugualmente, però quando io vado a mangiare, se ho una cosa compatta ho un gusto, una consistenza, se ho una cosa frullata o spappolata, diciamo così, ne ho un'altra. Ma certo. Quindi la facciamo saltare leggermente, ma neanche caramellata, diciamo che si insaporisce, e metto anche un po' di vino, quindi con lo zucchero tenderà a sciogliersi. Siccome io salto, quando alzo lui si spegne. Mi succede soprattutto con i primi, no? Allora sì. mi fa, ma non devi saltare, ma la pasta va saltata. Appunto, hai ragione. Questa operazione di saltare, che poi allontani un attimo dal fuoco e il prodotto incorpora aria, e serve proprio per far diventare cremoso, è proprio una tecnica. Ma quando abbiamo queste piastre qui, a volte fai di questo e si ce ne sono spegne certe magari. che sono molto sensibili, si spegne immediatamente. Ok, qui abbiamo mettiamolo un po' più di più, dai. Ma sì, siamo in Friuli. Meglio abbondare che difficile. Hai ragione. Ecco qua. Poi quando si usa del vino così buono, a maggior ragione, dai, senza esagerare. E qui abbiamo lo squacquero e prendiamo una frustina, gli diamo una frustata per ammorbidirlo. La consistenza di questo dolce non è una crema montata tipo una mousse, ma proprio una panna cotta. La panna cotta che conosciamo, che ormai nella versione moderna è diventata... Alziamo un Ma po' io questa. l'alzo perché Sì, questa qua sì. non si muove, è calda, Infatti. sì, ma...
Non si muove. E non deve bollire, deve soltanto scaldarsi, però ancora basta, perché questo qui si scioglie a 60 gradi. Se per caso questa la fate bollire, non lega più, perché a 80 gradi si disgregano le proteine, queste famose proteine, perché questa è una proteina animale che tende a gelatificare. Ormai viene fatta in maniera sintetica, ma una volta veniva fatta proprio con le si chiamava si chiama fogli di colle di pesce, no? Sì, con gli scarti perché le lische e la pelle dei pesci sono ricchissimi di collagene, è vero, e quindi se tu li fai bollire e fai raffreddare quell'acqua, sopra fa quello strato di gelatina. È vero, alcune addirittura, forse dopo ancora il pesce, erano fatte, adesso non so, tu dici che sono sintetiche, però addirittura con la cotica di maiale, con le cose, oppure c'è stato il problema in cui c'è stato il problema della mucca pazza, sono state tolte tutte le gelatine perché erano fatte con gli scarti, e quindi lì poteva esserci giusto per precauzione, quindi ne hanno fatte. E diciamo che al giorno d'oggi sono o sintetico che con un'integrazione, però guardate, ho raggiunto l'ebollizione, io lo sposto, basta, spengo, perché se continuo a farla cuocere poi mi perde un po' di croccantezza, deve essere leggermente croccante, quindi va bene. Per i fichi preferisco tagliarli a specchiettini, metterli in un contenitore basso magari e mettergli sopra il liquido caldo, senza fare tutto questo, perché tendono a rompersi con più facilità. Invece se io li posiziono, che sia una fettina, uno spicchietto dentro il contenitore, e sopra metto il mio sciroppo di zucchero e vino, e quindi ce l'ho più veloce. Lì avete riportato il discorso del sottovuoto, voi lo fate così, lo potete fare anche sciroppo a caldo nel contenitore, coprire e far raffreddare. Mi viene solo un dubbio sul sottovuoto, sai? Perché io credo che quando tu parli di sottovuoto, parli di quello professionale. Voi nei ristoranti o nelle scuole di cucina o a scuola, nella scuola alberghiera, anche dove tu insegni, hai il sottovuoto, quello che può mettere sottovuoto le cose anche liquide. Noi a casa non abbiamo quello, io credo, chi ha il sottovuoto a casa ha quello per le cose solide, no? Per mettere, che togli tutta l'aria e via dicendo, mentre invece in una cosa così liquida non è possibile per quelli domestici. Sai, le ricette molto consigliamo di fare così, che è meglio. Fate in questa maniera. Intanto qua possiamo spegnere perché è calda abbastanza, e possiamo mettere la colla di pesce. Questa qui noi, per agevolare, possiamo già utilizzeremo questi bicchierini per l'assaggio, ma potreste utilizzare tranquillamente dei bicchieri, magari bicchiere anche da cocktail, un bicchiere da vino un po' alto, sai, che sono anche molto belli a vedere, a ballone, esatto. Anche un ballone, e utilizzare poi un cucchiaino con il gambo lungo che lo porti in tavola direttamente. È comodo perché, allora, se usate questi qui piccoli da finger food, che si fanno anche i salati, che si fanno tantissime cose, voi li potete fare, addirittura congelare, e magari fare tanti gusti, no? Fare un vassoio con tanti bicchierini, con tanti, come se fossero tanti dolci. Così diciamo che è una monoporzione da pasticceria, come se fosse un mignon, no? Il bicchierino. Se no potete usare anche un bicchiere, come dicevamo, o da vino, dei bicchieri, ma anche dei tumbler, così, e portate in tavola direttamente, quindi non dovete guarnire, non dovete sformare, c'è una praticità, una comodità magari che a casa ci ritorna. Altrimenti, ecco, pensavo te ne fossi dimenticata. Potete utilizzare, questi qui sono dei bicchierini dove solitamente c'è lo yogurt, che dici li tengo perché magari mi possono servire, o ti dispiace sprecare perché è vetro, no? Perché addirittura alcuni di questi hanno anche il coperchietto. Io li uso, magari devo mettere via una salsa, il prezzemolo, delle cose così, oppure le spezie, che non sai, apri le buste e non sai mai. Però qui il dolce può essere anche questo un modo. Adesso qui ne faremo due per far vedere la realizzazione di un dolce finito, perché non sembra, ma qui dentro ci sono 100 grammi di prodotto. 100 grammi è una porzione di dolce. Bella, una bella porzione. Certo. Allora, bisogna lavorare un attimo coi tempi. In che senso? Io, se lavoro immediatamente, noi adesso qui abbiamo un problema di tempo, vado a mettere, prendo un cucchiaio, se ce l'abbiamo, e vado a mettere le mie fragole con un pochettino di salsina, sciroppo, direttamente nel bicchiere. Ho l'abbattitore, li faccio raffreddare, e quindi avrò un raffreddamento veloce, perché poi sopra io dovrò andare a mettere la mia porzione di dolce. Bene, allora tu hai l'abbatitore, Cri. A casa, ma a invece, casa non dico non tutti, quasi nessuno ce l'ha, forse nessuno. Quindi voi li riempite, li mettete in frigorifero. Okay. Oppure avete le fragole fatte macerare il giorno prima,
le fate raffreddare, che siano fredde bene, quindi potete, però io consiglio, quando si lavora a strati, perché in questo caso poi nella pasticceria noi siamo un po' una... È vero, no. Verissimo. Cioè, e quello verissimo. va così. Allora, la pasticceria non è difficile, la pasticceria è precisa. Sì. Se uno segue le ricette gli vengono. Uno mi fa, ma io faccio occhio. Ci credo che non ti vengono, ogni volta vengono diverse, perché c'è magari... È vero. La mia nonna faceva solo la ciambella e il biscotto, faceva occhio, ma ormai aveva i suoi pugni che avevano un peso. Che... Infatti, come li fa lei, i biscotti non sono più riusciti a farli. O il cucchiaio o la tazzina. Brava. È vero. E siccome il dolce andrebbe fatto a più strati, fra uno strato e l'altro va messo in frigo a raffreddare bene, perché altrimenti mi viene un composto unico. Mescolato, certo. Noi, siccome è caldo, faremo raffreddare per procedere. Quindi... Sì. Allora, io voglio dire a beneficio di chi ci guarda via streaming che tutte queste ricette, le ricette che sta presentando in questo momento Cristina Lonardini, le troverete poi nel sito di Friuli Doc, ma questo vale anche per voi se per caso non avete il ricettario, penso sia stato dato a tutti, però se voi che siete via streaming ci state seguendo e siete interessate alle ricette di Cristina, sappiate che poi così come quelle di ieri, l'altro ieri di Persegani, di Daniele Persegani, nel sito poi verranno inserite nel sito di Friuli Doc e quindi le potrete trovare, perché tante volte sai si sta ad ascoltare, al momento te la ricordi, poi tu dai un'altra ricetta e confondi una ricetta con l'altra e fai un caos. E visto che la pasticceria è precisione, anche se oggi abbiamo fatto, allora non so come sono venute le cose, tu sei una grande professionista, tu trovi il rimedio immediatamente. Questa cosa qui, quando ho lavorato con noi, ognuno di noi che fa questo lavoro ha uno chef a cui è il maestro, che qui c'ha un riferimento. Io ho questo chef che adesso è in America, bravissimo, ha avuto un sacco di... E lui mi dice, tutte le volte che dicevo, ma chef, cos'è? E lui mi diceva, un professionista lavora in qualsiasi situazione, quindi ti spiazzava per dimostrare che eri professionista. Aveva ragione, vedi? Sì, aveva ragione. Allora, panna calda non bollente, cioè non deve bollire, perché abbiamo detto che se questa bolle poi non lega. Diciamo quando incomincia a fare le bollicine tutto intorno. Freme. Ecco. Deve fremere. Okay. Questa cosa mi piace. Questa mi è nuova, vedi? Fremere. Portare far fremere il latte dà una sensazione. Il brividino, sì, vero? Sì. Però poi è così. E metto la gelatina. Sicuramente questa ricetta qui è calibrata per una porzione di un bicchiere grande, quindi io facendola in bicchierini così piccoli potrei metterne un po' di meno. La ricetta che avete lì è una quantità per 8 porzioni intere. Se avete dei dubbi, quando avete le ricette fate il calcolo del peso e tenete presente che una porzione media non esagerata è 100-120 grammi. Se avete dei commensali sull'esagerazione o anche calcoli anche 200 grammi brava, cioè, mi piace. È un classico, per esempio il tiramisù, il mascarpone, che penso che sia, lo sai che quest'anno è stato l'anno del tiramisù. Ah sì? In fiera al SIGEP, che è una manifestazione annuale, è stato l'anno perché è stato il dolce più riconosciuto in tutto il mondo, il dolce italiano più conosciuto in assoluto, quello che ci rappresenta, quello più replicato nei gusti, nei gelati, ed è quello che piace di più. Però se ci pensiamo è vero, tu in qualsiasi parte vai e quello conquista difficilmente. È vero. Allora, torniamo alla nostra panna cotta allo squacquerone qui pesato, leggermente sbattuto per ammorbidirlo. Potreste anche passarlo al setaccio, però basta girarlo un po' con una frusta. Panna calda con lo zucchero. Io ho già messo le capentole, ce l'abbiamo? Avete? Guarda, quando abbiamo, perché noi in contemporanea stiamo preparando gli altri dolci, mettiamo le cose, mettiamo in abbattitore, che quando sono fredde andiamo. E allora prendo un... È lì le capentole, ce l'ha Monia. Grazie. E fate attenzione che sul fondo non si depositi lo zucchero. Vabbè che qui la quantità di zucchero non è tantissima, se avete visto, anche perché la panna ha già la sua dolcezza, abbiamo lo sciroppo lì, quindi alla fine uno dice ma qualcuno mi ha detto ma c'è poco zucchero. Nella fine c'è il complesso di tutti gli aromi, di tutti i gusti, e il vino porta anche degli zuccheri anche lui. Allora, io lo filtrerei, vi consiglio sempre, poi nei grossi quantitativi a maggior ragione, filtrate il composto
in modo che vado ad eliminare eventuali impurità, pezzettini, gelatina che magari non si è sciolta bene, e poi solo il fatto, in questo caso, siccome io devo raffreddare velocemente, gli vado a togliere il calore del tegame. Questi tegami che stiamo utilizzando sono tegami di acciaio con dei fondi molto alti, perché, aspetta che ti appoggio questo, che così non sporchiamo, e servono per l'induzione, perché altrimenti non funziona. Però già questo... Ti risulta che il tiramisù sia stato inventato a Tolmezzo, qua in Friuli? C'è qualcosa, è verso il nord, però ci sono diverse leggende, chiamiamole così, no? Sicuramente dove il mascarpone, che è un formaggio, si conserva perché fa più freddo, si conserva perché fa più freddo, viene fatto solo in certo, adesso noi ce l'abbiamo tutto l'anno, però viene fatto solo in un certo periodo dell'anno, quindi ormai il mascarpone lo fanno dovunque, però sicuramente al nord. Tolmezzo è nel nord del Friuli, infatti. Ma addirittura avevo trovato una spiegazione del nome relativo a questo, no? Perché durante un periodo di invasione spagnola, non ho il periodo storico, questo formaggio servito poi, perché veniva servito all'epoca anche con dei mieli, con delle cose, e questo spagnolo, ma che buono, masker bueno, una roba di sto genere, quindi poi diventava mascarpone sì. Allora, vabbè, comunque dai, tante storie, poi ognuno fa propria quella che gli piace di più. Allora, questi non ci servono più, li togliamo e cominciamo a versare, a sistemare le fragole. Tu non hai bisogno di occhiali, vero? No, perché ho le lenti, quindi... Ah, c'hai le lenti, ma sei come Bersegani, le hai colorate anche tu come... No, lui è un vezzo, io... Beh, allora leggi qua. Il tiramisù è di Tolmezzo. Abbiamo i documenti. Va bene. La famiglia, poi non riesco a leggere, figuriamoci. Devo leggertelo? Leggi solo questo. La famiglia Pielli del Fabbro tira fuori le carte e chiede la certificazione europea. L'avvocato Bigliani nasce negli anni 50 su idea della signora Norma. Ti hai capito? Hai capito? Beh, interessante, insomma. Grazie a Giorgio Sincerotto che ci ha tirato fuori questa chicca, questa notiziola. Ah, beh, in questi qui? Sì, ok. No, facevamo una considerazione come era meglio preparare. Allora facciamo prima la crema. Allora, questo qui è tiepido, gli aggiungo anche il mascarpone, quindi tende ad abbassarsi di temperatura, si raffredda, e qui non va montato niente, nel senso che la panna non è che la devo mettere montata, voi nella panna cotta non la montate, quindi è la stessa cosa, e la metterò a raffreddare. Voi la mettete in frigorifero a casa prima di utilizzarla, noi la metteremo in abbattitore, così sarà pronta per essere servita fra poco, insomma, mentre invece a casa ci vuole qualche ora di frigorifero, giusto? E un'altra cosa importante, noi lo faremo e c'è Monia che mi aiuta, quindi magari mentre poi io farò l'altro dolce lei controllerà. Io, se metto in frigorifero tutto questo composto, il frigo tende a rapprendere di più ai bordi, quindi ogni tanto dovete andare a girare o con una frusta o con un leccapentole, o la famosa Marisa, sta storia. Sì, vabbè, dai, non importa. Perché altrimenti ai bordi si raffredda di più e poi avrete un composto con i grumi. Quindi vedete, cerco di non fare incorporare aria, perché se io sbatto troppo questo composto, questa crema, questo è valido anche per le bavaresi, tutte quelle bollicine che si fanno sopra, non so se si vede. No, non si vede bene. Devo permetterlo così, no? Sì, ecco, sì, esatto. Qua. Vedete che un pochettino di schiuma c'è, cercate di non esagerare, quello poi lo devo riutilizzare, Franco. Te lo lascio qua allora? Sì, perché l'ho travaso, perché nell'abbattitore ci va, vero quello, Monia? Questo quel contenitore lì? Ok. Sì, certo. Noi acceleriamo. Voi a questo punto cosa fate? Mettete il composto in frigorifero, ogni tanto girate, la quantità non sarà questa ma sarà inferiore, di conseguenza vi si raffredderà abbastanza velocemente, in una mezz'ora lo avete, poi andate a comporre i bicchierini.
facevamo la riflessione, io e Monica me lo faceva notare, mi diceva: se tu metti direttamente la crema, mettiamo a raffreddare direttamente la crema nel bicchiere e poi mettiamo le fragole sopra, Sì, invertiamo, anche questo si così può fare. velocizziamo. Quindi noi cosa faremo? Metteremo nel bicchiere e le fragole le mettiamo sì, dopo. perché poi l'abbattitore sta andando con gli altri dolci che vanno glassati, abbiamo bisogno. L'ho travaso nuovamente qui, attenzione che schizza, non vorrei sporcarti. Vabbè, nessun problema. Ok, grazie. Ok, questo te lo passo, Giovanna, grazie. Questo qui, e andiamo a fare direttamente piccolino. Ma abbiamo solo questo mestolo. Beh, loro sarebbero contenti di avere una porzione di questa misura. Ma ne sono sicura. Ascolta, non potrebbe andare meglio, considerando quello che abbiamo, dico, Allora, intanto questi qui che sono, ne facciamo 2 finiti come se fossero delle porzioni. Dovete cercare. Monia, te ne do uno anche a te? Perché voi siete bravi a fare queste cose, tanti. siete lì veloci. Sono un po' tempose queste cose. Questo lo metto intanto, che è quello che facciamo vedere. Sì. Lo metto veloce dentro in questo aggeggino fantastico. Scusate, ma mi piace quando fai le cose, perché poi tu fai e puoi servire, capito? Se no dovevamo fare oggi e poi stasera venivate a mangiare. Se vi va bene. E un boccale non ce l'abbiamo. Per fare queste cose qui, se doveste farne molte, un boccale, un bricchetto, con il becco, è più comodo, lavorate più comodi e più veloci. Adesso noi oggi facciamo così, ti do una mano anch'io. Vediamo, perché magari sai con Giovanna potremmo anche avere. Scusa, Giovi, che dici? No, ma facciamo. No, ce l'hai un boccale col becco, sai, tipo quelli con cui versi una brocca. Dai, una brocca, ecco, una brocca, sì. Qualche grumettino di squacquerone, parlavamo del mascarpone. Ma noi da stamattina che continuiamo a dire mascarpone e poi io le dico: ma no, è squacquerone, però abbiamo questo, perché solitamente. Infatti io chiedevo a Franca prima di venire, dico: ma non avete un formaggio cremoso, morbido, tipo così, che magari, perché voi avevo pensato di farlo con un formaggio tipico. No, così tipo lo squacquerone no, non ce l'abbiamo. Non avete la piadina. Abbiamo il solito, appunto, non abbiamo tante altre cose, però ragazzi, abbiamo lo stracchino, ma lo stracchino lo producono anche i nostri. Però lo stracchino è una cosa che hanno un po' tutti, no? Lo squacquerone è vostro e basta. Però già il nome, a volte mi dico: che cosa? Perché non è che adesso comincia a essere molto ascolta, diffuso. la focaccia di Reggio si chiama, sai quella ligure? Di Recco. Ci mettono dentro lo squacquerone? No, è tipo uno stracchino, un formaggio che hanno loro. Si può provare, viene bene ugualmente. Diciamo che lo squacquerone rimane più morbido, meno acido rispetto a uno stracchino, a una crescenza, perché è il tipo di latte che viene usato, perché lo stracchino è l'ultimo latte di mungitura della mucca che rientra, quindi stanca, per quello che ha il nome stracchino. E invece per quanto riguarda lo squacquerone è il latte invece di prima mungitura, quindi hai un latte più dolce, perché l'animale a seconda se è più o meno snervato ha un gusto diverso il latte. Voilà. E vedete che adesso cerchiamo di farne per tutti quanti. Ne abbiamo per tutti, vero? Sì, dai. Voilà. Sì, dai, ce la facciamo, riusciamo ad accontentare tutti. Allora, intanto che Monia riempie, quindi c'è questa operazione. Se avete delle domande da fare, voi fatemi sapere, perché se trovate nella ricetta che c'è qualche cosa che non corrisponde, perché vi ho detto abbiamo dovuto modificare un po' di cose, o per le attrezzature o per gli ingredienti che mancavano. Quindi abbiamo realizzato ugualmente la ricetta, ma abbiamo dovuto fare delle modifiche. Abbiamo dovuto lavorare con l'esperienza per aggiustare delle cose. Allora, quindi qui abbiamo la panna calda con lo zucchero e la gelatina fatta scaldare, sciolto dentro il squacquerone, mettiamo nei bicchierini e facciamo raffreddare. Se voi fate nei bicchieri che fate a strati, fate raffreddare tutto il composto, avendo attenzione che non si raffreddi completamente, perché questo quando è freddo completamente è tipo una panna cotta, quindi dopo non riuscite a versarlo nei bicchieri. Lì abbiamo le fragole, abbiamo fatto uno sciroppo con lo zucchero, un po' di vino, un po' di acqua, aggiunto le fragole che metteremo in abbinamento come salsa. E nei bicchieri che abbiamo fatto a strati vedrete che facciamo una stratificazione anche per avere un discorso di colore. Va bene, allora
adesso abbiamo una ricetta dove è la prima, quella che è scritta torta rovesciata di lamponi. Eccola qua. Allora, è composta da 2 parti, una parte di uno sciroppo, chiamiamolo così, una glassa ammonia forse? Più che sciroppo, glassa. Dove abbiamo, sì, voglio dare una farlo pulita. io, vedi? Ma no. Abbiamo avuto la stessa idea, però. Sì, perché, anche perché non sai che questo se è bagnato non funziona. Infatti, se è Ti sporco dice non- puliscimi. Non brucia perché non No. c'è il calore, però poi non funziona, quindi lo puliamo e lo asciughiamo per farlo partire. Ecco qua. Poi mi dà un po' fastidio, no? Lo so. Infatti c'è proprio, no, quando lavori, ma anche perché quando poi sei a livello... Perché deve essere tutto pulito, insomma. No, perché insomma, bene o male ci guardano sempre, Eh. quindi vorrei... Posso usare questo per Sì, asciugare? sì, sì. Ok, grazie. Allora, Voilà. questa è un po' un ricollegarsi a una torta, accendiamo questo, Che è questo? 6 mettiamo, a una torta Eh. che conoscete tutti, penso, la torta rovesciata all'ananas, no? È ormai un classico, come la torta, ci sono certe cose, la torta allo yogurt, la torta all'ananas e la ciambella in tutte le versioni di tutte le regioni che a casa, bene o male, fanno un po' tutti, e la crostata. Io penso che queste 4 cose da forno, bene o male, chi cucina, si fanno poi più morbida, meno morbida, con il burro, col latte, insomma, bene o male sono delle cose che si fanno. Questa qui l'abbiamo fatta, devo dire che l'aveva fatta Monia ed era venuta particolarmente bene, anche guarda, perfetto, grazie, che dopo poi ci servirà anche oggi. Non 1, ma bensì 3. Guarda Monia, usa quello che preferisci. E nella torta classica lì si fa caramellare lo zucchero direttamente nel contenitore, nello stampo, nella tortiere, poi si mette la frutta e una pastella sopra. Noi qui invece abbiamo fatto, nella ricetta c'è con i lamponi, però ecco, qui dovete usare lamponi freschi. A questo punto noi abbiamo un composto di burro, zucchero, scorza e succo, se non erro, di arancio. E avevi già messo anche il succo dell'arancio? Ok, prendo una cosa per girare. Dal profumo si direbbe proprio di sì. Ecco, prendo questo. Praticamente non si fa caramellare, ma si fa sciogliere, anche perché quando c'è il burro non riuscireste mai a fare un caramello nella formula classica del caramello dorato, che si usa per fare il croccante, per intenderci, o quello che si usa per il cream caramel. Ma questo qui prende, vedete che io ho messo la scorza dell'arancio e sentite, non so se sentite il profumo, ma si sente subito il profumo. E questo qui, a questo punto io dovrei mettere la frutta fresca, far sciogliere un altro attimino, e mi serve come base per il mio stampo, però io potrei prendere, scusa Monia, ho portato degli stampi, vediamo un po', che tiro fuori nella cassetta qua di Mary Poppins, dovrei avere degli stampini, eccoli, monoporzioni. Monoporzione, ma ci accontentiamo di poco, Bellino, dai, questo però Son mi belli? piace. Sono proprio belli, sì. E così cuoce prima, però ci abbiamo i fichi, voglio fare una variante in diretta, se non viene bene faccio una figuraccia, pazienza, lo stesso. Lo fai coi fichi questa? Sì, facciamo, Cioè questa che facciamo adesso in diretta è coi fichi, l'altra invece l'hai fatta con i frutti di bosco, il con frutti i di bosco. lamponi. Così adesso vi spiego tutto, perché mentre sì. parlavo ho lavorato con la testa e quindi... Allora, qui abbiamo questo sciroppo, chiamiamolo sciroppo, glassa, burro, zucchero e il succo d'arancio e la scorza dell'arancio. Ne tiro via una metà, così una metà la faccio con... No, non accendere. No, l'ho spenta, infatti, era rimasta accesa. Scusa. Ecco, io qui ho dei frutti di bosco che siccome erano congelati li ho fatti ammorbidire perché e naturalmente essendo congelati fanno liquido e tendono ad essere più a salsa, mi viene da dire, sì. no? Invece se io avevo i lamponi freschi rimanevano belli intatti, tant'è che il problema della torta che noi abbiamo avuto, non avendo la frutta fresca, e l'effetto era quello proprio di avere tutti
i frutti, fragole o lamponi o more, che adesso c'è il periodo che ci sono ancora delle more, era proprio anche bello vederlo, e questo fa come una glassa. Allora noi abbiamo, per ottenere questo, abbiamo fatto così, fatto sciogliere i frutti, perché se mettete i frutti di bosco congelati qui dentro, mappazzone, perché congelato freddo mi raffredda tutto il burro e tutto lo zucchero e non riesco a amalgamarli. Capite che qui il burro, lo zucchero, l'arancio mi fa una salsina che quando è in cottura glassa. Qui invece ci metti i fichi. Ah, va bene. Così vediamo cosa viene vediamo fuori. con i fichi. Proviamo pure coi fichi. Cioè, guarda i fichi, cioè proprio non che buoni, buonissimi, sono buonissimi. Nel frattempo Emonia sta mandando avanti i bicchierini. I bicchierini. Con la panna cotta, lo squacquerone. Con lo squacquerone. Allora, una spruzzatina sempre di burro, cioè prendete il pennello, fate sciogliere il burro. Vabbè, ma questo lo sanno. Però, questa è più veloce, insomma, questa è una cosa. Abbiamo il tempo che ci corre dietro e praticamente questa salsina qui la vado a mettere sul fondo. Ok? Yes. Quindi ne fai due così e due coi fichi? Due coi fichi. Accendiamo un attimo che scaldo. Quale ti accendo? Uguale. Qui, guarda. Qui. Questo è uno. E invece qui lo facciamo coi fichi. Allora, un coltellino. Qua. Trovato. Ce l'ho. Ah, quello lì meglio. Sono un po' sai, noi cuochi coi coltelli. Lo so, coi coltelli, è vero. Allora, lasciate la buccia e se avete paura che si impasti tutto, diciamo così, io posso mettere i miei fichi ben disposti nel fondo del mio stampo. Adesso ve lo faccio vedere. Quindi tagliate a spicchiettini, se sono quei fichi piccoli, anche tagliati a metà. Tenete presente che la torta poi va rovesciata a rovescio, quindi se avete delle metà mettetele con la parte del taglio verso il fondo del... perché poi quando la giriamo, visto che va rovesciata. C'è la tartaten, no? Sì, che viene fatta in questa maniera. Lo chiedi a me? Buona. Mi piace però solo quella con l'ananas o le meli. Ecco, e perché con le pere? Non l'ho mai mangiata, non lo so. Dai, te la farò così. C'è tutta una variante. Questo qui glielo possiamo versare sopra a caldo, così si glassa e non esageriamo ed evitiamo, perché capite che se io metto una fragola qui dentro e la giro viene glassata, metto il fico tagliato potrebbe... Quindi se noi avessimo avuto i lamponi o i frutti di bosco potevo freschi, passarli direttamente qui dentro. Sì. In questo caso invece, siccome questo va tagliato, io vado a mettere la mia glassa, perché quando poi è in cottura la caramellizzazione avviene in cottura. Certo, e diventa tutto uniforme. Tutto uniforme e mi glassa il mio prodotto. Quindi non so se vedete, non riesco a vedere. Sì, dai, lui è sopra perfettamente. Questa è la prima parte di questa torta. Potete anche prepararla, appoggiarla un attimo in frigorifero, magari, perché c'è un attimo di lavoro. Il resto, che è, mi passeresti il vassoio con gli altri ingredienti? Questo eliminiamo tutto. Benissimo, questo ti serve? Quello no, adesso però fa sempre parte della stessa ricetta, dopo lo dico. Dopo sì. Allora, qui abbiamo gli ingredienti. Questa è una torta veloce, semplice, non è eccessivamente è una proporzione, perché voi avete 500 grammi di farina, 250 di zucchero, 250 di burro mi sembra, o 200, e quindi come proporzione tipo una ciambella, non è esagerata nella quantità. Io ho usato una farina normale, potreste anche farla, viene molto buona, a me piace con una farina integrale o una farina di farro
o anche miscelare metà e metà per avere, perché potrebbe essere anche una torta del mattino oppure una torta presentata con una pallina di gelato vicino, fine pasto, perché abbiamo la frutta, abbiamo il composto, quindi diciamo che è polivalente, mi viene da dire, non so il termine esatto, possiamo usarla in più preparazioni. Qui abbiamo il burro e lavoriamo in macchina, quindi burro a temperatura ambiente, morbido. Anche tu sei per la nocina di burro, vedo, come per Segani. Scusa, i 200 grammi, vengono fuori 2 torte. Ah, va bene. Cioè, scusa, 2 torte così non è che te le mangi tutte. Non Ma è che sono solo 200 grammi lì. Sì, vuoi pesare? C'è una No, bilancia. no, Io sono arrivata qui e ho detto, ma c'è la bilancia? No, non abbiamo la bilancia. E fa Daniele, ma perché non devi mica usare la bilancia? No, in pasticceria non peso. Ah, è vero, te fai la pasticceria, devi pesare. Però dipende, dai. Lui ieri ha messo una nocciolina, tipo noce di cocco, però esatto. Quanto risotto ha fatto? Questo è vero ed era anche buono. Dai, cioè, ma non ha fatto solo il risotto, aveva fatto dei malfatti anche, li aveva davvero fatti affogare. Comunque ieri sono andata a mangiare i gnocchi, c'erano i gnocchi a bagno nel burro. È vero, perché anche noi lo usiamo il burro. Sì. Allora, metto nella impastatrice, quando dovete, molte volte c'è scritto montare il burro, non usate la frusta. La frusta non va bene per montare il burro, dovete usare la foglia o cappa o spatola. Potete trovare più nomi, perché a seconda della marca gli cambiano nome, ma certo. Da noi è spatola. Cioè io quando lavoro in pasticceria abbiamo queste qui da 10, 15, 20 kg, capite quindi la dimensione. Il burro morbido, se è molto duro di frigorifero che non l'avete tirato fuori prima, è preferibile passarlo qualche secondo nel microonde, oppure tagliato a pezzettini 5 minuti, neanche 2-3 minuti nel forno caldo, non sciolto, deve essere, cambia la struttura. Il burro è uno di quegli ingredienti in pasticceria, a seconda della temperatura che li usate, cambia completamente il gusto finale del prodotto. Se lo metto fuso ho un risultato, lo metto freddo un altro, pensiamo alla pasta frolla. No? Quando tu impasti la pasta frolla che fai burro e zucchero insieme e poi farina, però c'è il metodo anche che dicono burro freddo manipolato con la farina, cioè lo stesso ingrediente mi dà con le stesse quantità, cambio tecnica, cambio gusto. Quando lo vado a mangiare il palato ha un altro gusto. Allora, metto il burro, lo faccio girare un attimo, ci metto lo zucchero e vi dicevo perché con la spatola, perché nella frusta tende ad appallotolarsi tutto al centro della frusta e poi non incorpora aria come dovrebbe. Con questo qui incorpora aria maggiormente, quindi tutti i cake, i plum cake, dove la ricetta vi dice montare il burro, e voi lo fate, ma la maggior parte lo facevano con la frusta. Sì, perché montare di solito ci viene in mente la frusta. Serve per montare i prodotti liquidi che devono incorporare aria. Questo qui invece ha bisogno di questo. Altra cosa, dobbiamo fare la scorza, ci serve un po' di scorza di limone, fatela direttamente o sul burro o sullo zucchero. Farlo sopra un ripiano e poi trasportarla, perdete molto di quello che è il profumo, perché gli oli essenziali contenuti nella buccia del limone si disperdono molto, quindi preferibile grattugiarlo, aiutami. Sto andando in defiance, era ora del caffè di solito. Te lo facciamo portare? Dai, qualcuno sfacciata. gentilmente può portare un caffè a Cristina? No, davvero. C'ho le 7, 10 e mezza. Sì, sono caffè. Non ho più le sigarette perché soffro d'asma, quindi ho smesso di fumare. Non puoi più fumare. Però il caffè non potete portare. Anche perché qui non potresti fermarti a fumare la sigaretta. Ma perché in cucina, quando si lavora molto, ho imparato sul lavoro, ma sai perché? Perché fai la pausa sigaretta e caffè, se non fumi non fai la pausa. Nelle cucine è un po' così, ma te non fumi, guardate la roba nel forno, no? Perché magari dicono dai, sono passate 3 ore, ne ha fumata la sigaretta, proprio i 2 minuti. E quindi quando ero 2 anni che ho smesso perché ho problemi di salute. Quindi vi dicevamo scorza di limone, d'arancio, tutte le scorze direttamente sullo zucchero, meglio ancora sul burro, perché essendo un aroma è un volatile, si disperde molto. Non solo, noi riusciamo a trattenere il profumo di un ingrediente e diventa liscio il caffè? appena con un po' di latte macchiato. Grazie. Servizio. Sto
sono sfacciata? Ma assolutamente no, ci Vi mancherebbe. dicevo, in tutte le preparazioni, ma anche di cucina, dove ci sono dei profumi, perché noi pensiamo alle erbe aromatiche, gli agrumi, o anche a volte dei liquori, delle essenze, per svilupparle al massimo serve un grasso. La molecola del grasso si apre e cattura al suo interno il profumo e quindi lo rende, fa da conduttore in un certo senso, e riesce a fissarlo su il mio arrosto, nella mia torta, nel mio biscotto, in tutte quelle preparazioni. Quindi tant'è che si fanno anche gli oli profumati, no? È vero. Cioè, se volete farvi un olio al peperoncino, alle erbe aromatiche, senza andarlo a comprare, siete sicuri di quello che c'è dentro? Erbe aromatiche nell'olio, fate scaldare a 80 gradi con un termometro, quindi l'olio non subisce variazioni, però a 80 gradi c'è il massimo dello sviluppo del profumo, riuscite a ottenere delle essenze, dei profumi, delle erbe o dei burri migliori. Il burro non lo faccio sciogliere, il burro si lavora a freddo, in questo caso addirittura per alcune preparazioni, alcuni dolci, noi facciamo questo burro e lo mettiamo in frigo. No, mi sembra dei biscotti al limone, c'erano delle cose, perché lavoriamo insieme, lo devo dire, Monia c'ha una scuolettina adorabile, una piccola chicca, siamo diventate amiche, è appassionatissima, mi aiuta, collabora, e a volte devo dire che, e io dico, Dio buono, non ci avevo pensato, il punto di vista di un collega o di una persona è fondamentale, perché siamo sempre concentrati a vedere la cosa nella stessa maniera, sì. E invece arriva uno da di fuori e mi dice, ma no dai, basta che fai così, no? È vero. E tu dici, ma allora non ci ho mai pensato, no? Brava. E invece quindi molte volte ci si confronta anche su delle banalità, perché magari vai avanti a lavorare, magari a volte faccio un dolce, ne faccio anche 300 porzioni, vai avanti in batteria, e poi magari lei dice, ma scusa, se fai così fai prima, è vero, sì. In quel momento non ci arrivi. Quindi se voi volete una cosa molto molto profumata o caricare molto, burro morbido, lo giriamo, lo mettete in frigo, lo usate il giorno dopo. Questo burro qui cattura tutti i profumi. In diretta al caffè, Cristina. Servizio. Che servi? Il forno, Monia, tutto a posto? Ok. Allora, anche i bicchierini nell'abbattitore e in frigo. Sì? Benissimo, quindi alcuni sono già pronti per metterci le fragole, ma dopo le fragole ci metterai ancora sopra lo strato di... No, allora, non più. Nel nostro caso, perché dobbiamo fare l'assaggio, no. Però ma a casa si può fare. A casa invece. sì, a casa solitamente nel bicchiere. Vedi quel signore lì che stava fotografando, è Renato Pontoni, è uno dei grandi organizzatori di questa È venuto kermesse. A vedere se facevamo a farti la foto, ed è uno delle colonne portanti di questa kermesse Friuli Doc da 20 anni ormai, e quindi insomma poi io gli voglio bene, per me è come un fratello, Renato Pontoni, e gli voglio veramente tanto bene. Allora, torniamo un attimo a noi. Burro e zucchero, sta girando. Le uova le sbattete prima per avere una montata più compatta e fare prima, perché l'uovo è composto da tuorlo e albume, quindi ha due consistenze diverse. In questa maniera, quando dice aggiungere un uovo alla volta, preferibile romperle tutte e andare a versarle poi a filo al composto. Procuri le capentole che stacchiamo. Allora, noi stamattina abbiamo fatto questa dose, mi sa 3 volte, 4 volte, cioè abbiamo fatto una mandata unica in grossi quantitativi, e il burro vedete che tende ad appiccicarsi, quindi voi dovete fare di questo, staccare dalle pareti, staccare dalla spatola per far sì che sia amalgamato. Una volta che abbiamo amalgamato l'uovo, che è preferibilmente, anzi direi assolutamente, non deve essere freddo di frigorifero, perché l'uovo è composto dall'albume, che la maggior parte è proteina, e il tuorlo per addirittura l'87% grassi. Questi ingredienti in frigorifero sono molto più compatti. Se noi andassimo a vedere al microscopio la consistenza come è fatto, l'altro ieri abbiamo visto un collega che ha fatto una demo, ha detto giustamente è come se fosse una matassa di lana arrotolata. Quindi se io devo fare incorporare un ingrediente con l'altro che hanno due consistenze diverse e ho queste proteine tutte così ammassate, l'aria non mi entra, perché tutto questo serve per fargli incorporare un po' di aria.
nel composto. Quindi è sempre meglio tirare fuori dal frigo le uova un po' di sarebbe tempo prima, preferibile, insomma. Addirittura si possono conservare fuori in ambiente fresco, al supermercato, cioè in casa, ma anche noi al lavoro le teniamo in frigorifero. Sì, beh, è vero, a casa le teniamo in frigo, ma nei supermercati no. Sì, Nei perché supermercati l'ambiente poi è più refrigerato, fresco, certo. è sempre di fianco al frigorifero dei latticini, che è la parte più fredda. A questo punto, quando vedete che è abbastanza amalgamato, io qui ho la farina con, c'è una frusta Franca lì, dove c'era una frusta, sì, di là, se me la passi, abbiamo farina e lievito miscelati insieme. Diciamo che le polveri, perché io potrei fare questo qui anche al cacao, tolgo 40 grammi di farina, metto 40 grammi di cacao, cioè una ricetta di base che potete farvi anche delle ciambelle fondamentalmente, oppure aggiungere della granella di mandorle o della farina di mandorle, meglio ancora. Quindi le polveri vanno sempre miscelate insieme o setacciate. Se avete degli ingredienti un po' grossolani, con un setaccio un po' grosso. Il setaccio serve più che altro per far prendere aria, togliere magari a volte il lievito a tutti quei grumini. Poi mi dicono, ma sai, ho fatto una torta e è venuta tutta storta su da un lato, no? Dico, certo. mai magari aveva un po' di palline il lievito e magari è cresciuta la torta storta perché in quel punto c'era più di più. Sì. Allora, possiamo aggiungere tranquillamente a pioggia qui dentro, abbassiamo un po', se no impolveriamo ogni cosa. Quindi vedete che è un impasto veloce. Noi poi abbiamo chiacchierato, abbiamo passato, perché adesso sono tranquilla perché ho già le torte cotte. Per forza, per forza. La mia angoscia è, madonna, arrivano, non ho le torte pronte dopo questi. E ce ne anche tante, quindi ne fate un po', stamattina. Dai. A che ora eri qua? Alle 7? Alle 8:30. Beh, insomma, dai. Non c'era nessuno in giro, abbiamo visto la città benissimo. Io e Moglie abbiamo fatto un giro. È vero. Non perché c'era... insomma hanno fatto tutti tardi ieri sera. Allora, qui ci va un pochettino di latte, qui. Potrebbe essere necessario come non. Ne metto poco. Da che cosa dipende? Dalla misura delle uova. Noi in pasticceria generalmente le uova andiamo a peso. È vero. Le uova a casa andiamo a numero, però per avere una ricetta ben calibrata e avere sempre la stessa consistenza bisognerebbe andare a peso, perché io posso avere un uovo da 50 grammi o 45, quelle più piccole, fino a 60-65. Ma allora io dico, perché ci complicate la vita voi pasticceri, anche che scrivete i libri e via dicendo? Direttamente nella ricetta non potete scrivere il peso delle uova, il peso della colla di pesce, della gelatina, il peso di così almeno anche noi, visto che voi dite che deve essere tutto preciso. Se tu prendi, in pasticceria, se tu prendi, sai il problema qual è nell'editoria di queste cose? Allora, se tu prendi un libro professionale, tanto ne avrei visti, cioè quelli che noi, lì è tutto a peso, addirittura il sale, perché tu hai ricette che quando fai la pasta frolla, fai 10 kg di pasta frolla, devo mettere 5 grammi per chilo, 10 kg diventano 50 grammi, cioè 50 grammi, se ne metto 20 cambia, perché in tutti i dolci ci va il famoso pizzico di sale, che il sale fa da bilanciamento e mi va a dare un gusto più pieno e rotondo alla fine, che non sento il sale, ma cambia. Devi dirlo al tuo collega Persegani questa, Perché? Racconta cosa ha fatto. Ma perché? Perché lui il sale nei dolci non ce lo mette. Perché lui non ha capito niente. Perché lui oggi era qui. Registratelo e mandategli il filmino. Aspetta un attimo. Adesso c'è Massimo Poli, il nostro fotografo. Allora, Massimo, proprietario anche della tua kitchen. Grazie, grazie. Sì. Spiegami, tu sei uno chef, io sono una pasticcera, quindi ma tu sei una chef anche? Sì, però nella pasticceria. Hai capito? No, adesso lui gli telefona e glielo dice, adesso Persegani è a Milano oggi in fiera. Gli scrivi? Chissà se ti risponde subito. Se no telefona Emiliano gli passa. Sì, altrimenti anche qui. Allora, guardate, abbiamo una consistenza bella morbida. Ok. E io adesso uso un sacatosh. Sono proprio contenta. Anch'io, perché mercoledì quando andiamo a registrare avrò un argomento da aggiungere, voglio vedere cosa dice, perché non oserà
anche se lui non ha sì, i no, peli lui sulla linea, e lui non gliene frega niente di nessuno. Ascolta, io ti dico, cioè, a casa se ti dimentichi il pizzichino, vabbè, però nelle grandi quantità, quando cambia il gusto, c'è una consistenza diversa, a parte che il sale nel momento in cui è messo nella farina o nelle uova ha una funzione plastica e conservante. Sì. Nel suo essere ha una motivazione, ma proprio è una cosa gustativa. Ma certo. Ma perché? Ma perché ha detto sta roba? Lui ha detto che nei dolci il sale non va. Ma non è che devo mettere un etto di sale su un chilo Ma di crema certo, pasticcera. sono d'accordo. Anche la crema pasticcera, perché il pizzico di sale. si allunga la conservazione. Diglielo Allora, per secare. ascolta, mi inviti in trasmissione di studio, perché adesso non ti so dare, okay, perché no, va bene, un pasticcere mi ha fatto proprio tutta la spiegazione e ha fatto dei test prendendo la crema dopo un giorno, dopo 2 giorni, dopo 3 giorni. Quella che si conservava di più è quella che aveva il sale, perché il sale ha una funzione insomma, c'è tutta una roba, però io studio, arrivo con gli occhiali da professore, non mi metto le lenti quel giorno. No, perché io ho detto che nella crema pasticcera ci metto il pizzico di sale e va. lui, figurati quanto me ne ha detto, posso immaginare ovviamente. Sì, ma lui dai, è fatto così. Ma sta lavorando, ma lui è in fiera, quindi se no sarebbe rimasto anche oggi, ma è in fiera a Milano. Ma guarda, queste cose mi riempiono sono ingrassata purtroppo. No, sei dimagrita, siccome la cosa che ti fa piacere sono più longilinea. Allora, come ci divertiamo? È vero. Allora, io l'ho messa in un sacchetto, voi potete lavorare anche col cucchiaio, perché così lo distribuisco meglio nei miei stampini. Vado a fare, me lo tiri? Grazie. Diciamo che sotto dovevo mettere uno straccettino, se uno lavora da solo, per avere uno strato sottile, anche perché poi questa cresce, quindi vedete abbiamo la frutta, io mi giostro con il mio sac à poche, così qua siccome si muove un pochettino, parto dal centro, cioè dall'esterno, per fare il centro. Allora, noi qua, siccome non avevamo gli stampi monoporzione per tutti, sarebbe stato impossibile, ho fatto la stessa cosa in questi stampi di stagnola, avete visto che li abbiamo girati? Quelli usa-getta, insomma. Usa-getta. Abbiamo, no, ho la griglia libera, posso mettere direttamente sulla griglia. Grazie Monia. Ecco qua, perfetto. 180 gradi, lì c'è scritto 40, 45, 50, non mi ricordo qual è. 45. Allora, quanto è scritto? Queste 35-40. Allora, il tempo, allora la temperatura non cambia in linea di massima. Diciamo che non mai oltre i 180, anzi meglio 175, e in ogni caso il forno già caldo, mi tocca dirlo perché a volte mi chiedono anche, però penso che tutti, se qualcuno cucina, forno già caldo, mettete un timer che per i primi 20 minuti non aprite, perché se aprite entra l'aria fredda, quindi la torta si abbassa, e ci vorrà anche qui 25, questi io ho fatto stampi piccoli, questi hanno avuto 45 minuti mi sembra, vero? Perché 30 altri tranquillamente, perché questa è molto alta, abbiamo fatto uno stampo tipo plum cake, io lo potrei fare tranquillamente nella stessa versione con i fichi o con la frutta nello stesso modo, e lo fate cuocere, controllate la cottura anche dall'aspetto, dall'esterno. Se volete controllare, che volete essere professional, il termometro? Eccolo qua. La temperatura interna di cottura di una torta è 99 gradi. Se avete un termometro lo mettete al cuore della torta, 99 è cotta. Ah, va bene. È proprio la cottura delle cose di pasticceria. E una volta che sarà pronta, lo vedrete, dobbiamo girarla quando è tiepida, non bisogna farla raffreddare completamente, perché con lo sciroppo di zucchero e burro tende a raffreddarsi, quindi se si raffredda troppo, quando la vado a girare non riesco più a farla staccare. Certo. Quindi un po' è questo. Che io ne metta una, due o tutte e 4 perché ho il forno che me lo permette, il tempo di cottura rimane sempre lo stesso? Sì, allora il tempo di cottura di una torta così è arrivata a 50 minuti perché è alta, noi ne abbiamo messe 4, addirittura abbiamo fatto 2 ripiani in questo forno qui usando il termoventilato, e quindi le abbiamo cotte in contemporanea e si sono cotte bene. No, cercate di non
metterle appiccicate, cioè di non avere gli stampi uno attaccato all'altro, ma di lasciare un po' di centimetri in modo che l'aria calda passi anche all'interno, se no esternamente ai bordi rimane più cruda. Sembrano delle banalità, ma a volte le cose non vengono bene per queste attenzioni, diciamo così, per questi dettagli. Io qui ho fatto lo stampino più piccolo, 50 minuti sono troppi. Sicuramente mezz'ora è sufficiente, che quindi finirà di caramellarsi il prodotto sotto, si cuoce la pasta, poi avete visto io ho lavorato con il sac à poche, ho cercato di metterne poco, di fare uno strato, perché questa sarebbe proprio magari una tortina monoporzione che servita a fine pasto con un gelatino, un po' di panna montata, un po' di cannella, sarebbe il massimo. Mamma mia ragazzi, questa ma allora... qui invece magari faccio la colazione, no? La versione del cake e la versione della mini tortina, quindi con un composto. Qui c'è rimasto, ma vediamo un po'. Ma ti ha risposto per Segani? Non ancora. Vuoi metterlo? Sono proprio curiosa, guarda, di sapere cosa ti risponde, perché senza frutta, senza niente. Ne avrà per Così tutti. E allora, in abbinamento, così finisco di parlarvi di questa ricetta, io ho preparato un po' di salsa ai frutti di bosco. Non sono altro che frutti di bosco leggermente cotti con qualche goccia di limone e un cucchiaio di zucchero e poi frullati. Quindi qui abbiamo questo composto abbastanza denso, perché la nostra paura stamattina era, abbiamo la frutta congelata qui, infatti non so se avete visto quando siete arrivati, stavamo cercando di girarla un po', si era attaccata, ma era data dal frutto congelato. Si può fare anche con la frutta congelata, ma poi bisogna avere l'accortezza di rifinirla. Quindi questo lo utilizzeremo come salsa ad accompagnamento per quella fettina di torta. Va bene, d'accordo. Oppure vicino al gelato, no? Anche. Ma lo yogurt? Pensa che abbiamo oggi pomeriggio qualcosa con lo yogurt. Sì, c'è qualcosa? Sì. Dai, al limite non lo gliela tieni per diamo, il ce la mangiamo noi. pomeriggio. Quindi questa non ve l'ho fatta vedere in diretta, perché tanto non è altro che la frutta in un tegame, 2 minuti è frullata. Va bene. E questa è per quello che riguarda la torta rovesciata. Poi quando abbiamo i primi cosi raffreddati che dobbiamo mettere le fragole, le facciamo vedere. Le posso far vedere? Ritorno allo squacquero, alla nostra panna cotta che abbiamo lasciato, ci appoggiamo qui, i campioncini, giustamente, vedete che è bella solida, noi lì è a meno 18, meno non so quanto, quindi è bello freddo, questo si è raffreddato, così se io vado ad aggiungere le mie fragole o se erano dei fichi, metto anche un pochettino di sciroppo perché c'è il vino dentro, quindi quando io vado a mangiare mi piace un po' l'alcol, no? Ci piace. Allora, questi ve li faccio completi. Bisognerebbe cercare di non sporcare. Vabbè, abbiamo però di insomma carta. Oggi dai, ho perso la carta lì vicino a te, guarda. Come sto rincoglionita, Maronna. Vabbè, ma non ti preoccupare. Ma lo sai che l'altro giorno avevo dimenticato in quale hotel avevo prenotato, 2 giorni a pensare al nome dell'hotel. Ho detto adesso telefono a Daniele, perché Daniele dico, ma no, le avresti sentite di tutti i colori. Mi sono trattenuta. Ho detto madonna come sono stordita. E mio marito, ma non ti sei scritto niente da nessuna parte? Ma no, era un nome così semplice, ho detto. Quindi il fatto di avere, diciamo che noi in pasticceria abbiamo un colino, tipo un imbuto con un tampone, e quindi quando mettiamo queste salse, queste cose non sbagliate ovviamente, anche perché quindi, se no dovete perdere un sacco di tempo poi a ripulire, no? Infatti, ed è allora nel nostro assaggio di oggi sarà così e vedete che già si vede. Penso che si potrebbero fare anche questi qui con un gusto sotto neutro, questo qui anche della panna cotta semplice, poi un po' metti le fragole, un po' metti i fichi, un po' metti le albicocche, cioè potrebbe essere un'idea di una festa per i bambini, no? Certo. Tutti questi bicchierini con questi colori, perché poi il colore attira, ci piace. Io qui ecco, brava, grazie mille Monia. Qui ne abbiamo tenuto a parte un pochettino, vedete che è un po' grumoso perché si era preso, vedi? Sì. E vado a coprire le mie fragole. Ecco, volevo proprio farti questa domanda. Dimmi. Non è che, perché tu hai messo le fragole, le hai messe nel bicchierino anche qui, Sì. ad esempio, e un po' liquido è. Non è che andando a rimettere ancora un po' di prodotto, un po' di panna cotta, vado a mescolare? Un po' si mescola, però poi quando tu le mangi le vai a mescolare, insomma, giusto, non è anche che... questo è vero. Oppure dovresti cercare di metterlo senza sciroppo e magari il liquido che rimane lì lo fai ridurre sul fornello. Potrebbe essere una salsina in più di accompagnamento. Anche
o come ultimo strato, sì, insomma, brava. sopra Cioè, tutto ci metto lo sciroppo. In alcuni casi prendo solo la frutta, quello sciroppo che rimane lì lo metto a cuocere, quindi mi caramella, e quando questo è diventato rappreso gli metto solo la salsa addensata, come se fosse un caramello. Certo. Che sarà non ti può essere utile questo? Ti serve adesso? No. Sì, adesso per fare questo. Ok. Questa qui vedete che ha già i diversi strati. Adesso io non sono stata perfetta. Vabbè, però insomma abbiamo capito, perché qui non c'è la comodità o gli strumenti della pasticceria, insomma. Ecco, quello lì, chi riceverà questo, intanto diciamo che poi passeremo per gli assaggi naturalmente, chi riceverà il bicchierino di vetro dove c'è un doppio assaggio, diciamo, ecco. Magari un fratello e sorella, o, insomma, ecco, papà e mamma, o figlia e mamma o papà, insomma, chi è vicino. Io ho lasciato i pezzettini di rosmarino, li eliminate, ma questo è molto buono anche col timo, si abbina. Sì, mi incuriosisce molto questa cosa, il fatto che tu abbia messo il rosmarino e lo metta con un prodotto dolce. Sì, si fanno, poi sai, ultimamente in cucina, in pasticceria poi si sta, ma già da un po' di tempo, se pensi al cioccolato che è stato abbinato alle erbe aromatiche, alla frutta, è vero. ma anche al peperoncino, e alle spezie, anche le cose un po' più piccanti, più particolari, quindi ecco qua. Allora, e questo poi lo facciamo raffreddare. Te lo posso lasciare, Monia, intanto? Che comincio l'altra ricetta. Quindi questo lo finiamo, lo conserviamo in frigorifero. Bene. Allora, l'ultima ricetta della kermesse di stamattina sono, lì c'è scritto Zalette o Gialletti, non so come l'abbiamo scritto, mi sa. Aspetta, Gialletti, che qua forse con la G, perché li potreste trovare scritti sia con la Z che con la G. In dialetto nostro sono i Zalette, si dice. E quindi hai messo la Z? Sì, perché se la Z ci piace. È tanto, vero, vedete, tanto la Z, la S che vi e la piace. Z è un casino. È vero. La S diventa Ma lì è che lì ieri parlavamo pure Mavro, Lavro. le zone, secondo c'è una differenza. Maurizio. Mavro. Poi ci sono dei comici che su questo ci hanno fatto di tutto di più, quindi vorrei dire proprio ne abbiamo. È con Persegani al telefono. Forse era lui che mi chiamava allora. Roba da matti. Digli che si prepari perché sarà la sua fine, secondo me. Digli che lui faccia lo chef, che io faccio la pasticcera. Persegani ci va il sale. Sì, mi ha cercato Persegani. Digli che gli do delle ripetizioni gratis. Gratis. Lo ospito a casa mia così andiamo al mare nel pomeriggio. Diciamo, digli che lo stiamo massacrando. Certo, immagino. Tanti baci. Gli improperi, un messaggio vocale immagino. Mannaggia, me fa morire. Ascolta, quest'altro anno mettici insieme. Sì, guarda, magari prometto. Il giorno che io arrivo, il giorno che lui parte, una cosa prometto che organizzeremo qualcosa l'anno prossimo, li mettiamo uno sullo stesso bancone, li mettiamo uno contro l'altro, ma non solo a tirare la storia. Io porto il mio Lei porta il suo mattarello, quell'altro porta il suo, che sembra sia una cosa che... Cioè, ascolta, comincio a prendere ripetizioni della mia nonna, adesso te la vedete. Lo distruggo. Gli faremo fare delle cose. Poi la piada che deve essere tonda, che fa delle robe. E poi ma hai letto la ricetta? Quanto lievito? Gli ho detto, sì, gli ho certo. telefonato, ascolta, ma la ricetta della piadina, se non lo sapevi, potevi telefonarmi e chiederlo. Ma cosa viene più buona? 350 grammi di strutto per 1 chilo di farina. Hai visto che roba? E dopo ha ragione, è tutta spezzettata i sì? bordi, perché da quanto grasso ha non riesce a impastarla. Ma pensa. E lui ha detto, ma così è più buona. E la Madonna, vabbè che te ma poi, non so, lui la fa forse più sottile, tu la fai più grossa. Allora, non so quale dei due, forse si inverte la cosa. Da lui la piadina non la fanno, quindi
Però la piadina partendo dalla costa, Rimini, Riccione è sottile, sottile, sottile. Più ti addentri, vai verso Cesena, vai verso finché arrivi a Ravenna, che è a Bertinoro, che c'è proprio una chiesa del Be, che è un posto bellissimo. Bellissima Bertinoro, ci sono stata. Infatti c'è questa sopra terrazza Cesena, no? bellissima, no? Il panorama stupendo. È vero. Fanno sta piada, come si dice, shorta, come si dice da noi? Erta comunque, sì, grossa. sì, alta, altissima. Quindi se tu fai la piadina a Rimini Riccione la devi fare sottile. Sì, anche e lui mi dice arrotola quella. Sì, ma anche perché lì sono fighetti, capito? Perché fai una piadina con 80 grammi, invece quella che fa lui alta così ne va 250 grammi per porzione. Allora di solito la porzione è una piadina a testa. Sì. Ma quanto grande? Perché dipende dalla misura, ma anche dallo spessore, come la pizza dopo impasto, solite cose. Quindi c'è una lotta intestina sulla piada sottile. Va bene, l'anno prossimo ci divertiremo un sacco. Sì, ma allora la mia nonna, siccome è di Sogliano, un paesino nell'entroterra sopra Cesena, io ho imparato a farla un po' spessa, che giustamente come faceva servare l'ammonia, noi la tagliamo a metà, cioè, e io sono cresciuta con quella lì, per me è quella. Praticamente la aprite come un panino. Sì, brava, si apre, si riesce ad aprire, perché sennò mangi un casino di pane, no? Sì. Pane con panatico, praticamente, esatto. Però c'è proprio questa diatriba, ma anche lì io ho visto, puoi fare uno stesso impasto a secondo di come lo tiri, come usi la mano, perché la piada si può girare, la spoglia no, c'è tutto un lavoro. Sì, poi lui, tu sai che lui si reputa per metà anche romagnolo, quando non lo è romagnolo. Però dai, ha vissuto per così tanti anni. Ieri dicevi, Dio bocca mano che c'hai, e gli ho detto, stai no... perché veniva a lavorare in Riviera. Allora, quando si è giovani che si lavora, cosa si fa? Si lavora, poi alle 8:30 teri già, perché noi eravamo così veloci a fare il servizio, 8:30 doccia, ballare. Per quindi è venuto a fare non so quante stagioni, quando aveva 14, era un ragazzino anni, giovane, e poi sai, lui era sulla motonave di Casadei, ma quella guarda è stata bellissima. Ritorniamo alla nostra ricetta, dai. Abbiamo divagato. Allora, questi biscotti sono dei biscotti tradizionali romagnoli dell'antica cultura contadina. Se voi ci fate caso non c'è uovo e non c'è lievito. È un impasto fatto, io ho fatto una variante per problemi di acquisto, di non so come dire. Dove sono i biscotti fatti? Là. Come sto mi sa che oggi sono un po' cotta. Ci credo. Grazie Giovanna. Perché naturalmente lavori tanto e quindi... No, faccio niente. No. Voglio dire. Ma hanno detto, sai cosa mi hanno detto? Quest'estate sono andata a fare le cose in spiaggia. Ma scusa, ti lamenti pure? Ti hanno pure pagato? Sì. Beh, ma... non capisco, ero anche sotto il sole, sudavo di più. Vabbè. Allora, qui ci vorrebbe la farina gialla, quella per polenta, che noi ce l'abbiamo, però siccome era, quella non la vedo più, eccola, no, non è. Ci vorrebbe quella sottile, la Fioretto. Io la tengo anche in addirittura ne esiste un terzo tipo ancora più sottile che si chiama fumetto, addirittura, che è specifica per pasticceria. Questa è troppo grossa. Questa qui è troppo grossa, ha una granulometria, si dice, cioè non è polvere, è grossa, e quindi non arriverebbe in cottura in forno per il tempo di cottura dei biscotti e avrebbe un assorbimento diverso e non riesce ad essere impastata. Quindi farina, quella sottile, e voi avete, mi sembra, 250 e 300, 200, insomma un po' di farina bianca e un po' di farina gialla. Diciamo che la farina gialla, la farina di mais, sostituita con la farina di grano normale, si può fare, potreste fare tantissime altre preparazioni. Avevo pensato a questo perché io so che qui un po' è la terra della polenta, della farina, no? Altro che, sì. E quindi mi piaceva l'idea, dico guarda, ce l'abbiamo anche noi, è un prodotto che poi è realizzabile. Siccome non c'era, io in macchina avevo una farina di farro integrale, abbiamo fatto i biscotti col farro integrale, che è leggermente un pochettino più grosso, e quindi può andare bene, ma vedrete che per esempio
c'è chi ha problemi con le uova, questo è un biscotto che si fa senza uova ed è fattibilissimo. E ci hai messo solo farina di farro o l'hai mescolata anche il farro è un tipo di grano, diciamolo, è un grano antico. Addirittura c'è il farro che per i dolci è eccezionale, la biscotteria, quello che viene chiamato monococco, e negli ultimi anni nelle diverse regioni in giro per l'Italia si sta rivalutando i vecchi grani e ogni zona c'ha il suo tipo di grano. Ad esempio da noi c'è il Gentil Rosso, si chiama, che è un tipo di grano. Vai più verso le Marche, c'è il senatore Cappelli che ha avuto poi una grosso, cioè è stato anche molto aiutato, diciamo pubblicizzato in senso positivo, che ormai lo conoscono quasi tutti, ideale per fare la pasta. Poi c'è, più vai al sud, la Tumina, c'è la Saragolla, ma sono nomi di grano, è sempre farina di grano. Cos'hanno? Da noi c'è abbastanza, perché arrivi Umbria, Emilia Romagna, farro o monococco. Il monococco è proprio una selezione del farro, che è sempre un grano, è un tipo di grano a 5 chicchi, viene chiamato, perché è una spiga che ha poca produttività, ma ha la caratteristica dei grani antichi. Quindi grani che sono più digeribili, che hanno meno problemi a livello proprio di assimilazione, perché ultimamente stanno venendo sempre fuori un po' tutte queste problematiche legate all'alimentazione. Ma tutto questo perché nel dopoguerra, quando c'è stata la industrializzazione delle campagne, c'era la necessità fondamentale di avere spighe tutte alte uguali, perché la trebbiatrice tagliava in un punto unico, invece prima il contadino si chinava o si alzava secondo la misura della spiga. Ecco perché prima in ogni zona che andavi trovavi una farina diversa. È stato studiato un grano che venisse alto tutto la stessa misura in tutta Italia e nella stessa maniera che doveva dare una grande produttività. Quindi ci sono stati dei lavori fatti sopra anche a livello di genetica per avere il grano. Però qualcuno ha mantenuto. Sì. Adesso con il discorso dei recuperi si fa molto più attenzione, il territorio, cioè tutti quanti poi cerchiamo, pure ti dicono ma meno grano mangi meglio, però se mangi il farro e il kamut, che sono sempre grani, però sono più leggeri, ti pesantiscono meno, ti gonfiano meno, perché hanno le caratteristiche come questi altri grani. E riesci comunque a lavorarli senza l'aiuto della farina? Sì, puoi fare interamente quelli. Naturalmente se devi fare della panificazione hanno più difficoltà, perché avendo una percentuale di glutine più bassa, se non addirittura in alcuni casi ecco, però per i dolci, biscotti, il farro, la monococco è eccezionale. Questo è un farro non monococco, ma comunque sempre di buona qualità, e come vedi noi abbiamo fatto tutto quello, i biscotti sono venuti ugualmente. È vero. Come si fanno? Allora, come si fanno? Prendo la sbattitrice, abbiamo la campana della Kenwood del nostro gentilmente concessa, grazie. Sì, da Massimo. Allora, io qui metto il burro, è già morbido perché io l'ho lasciato fuori, e lo faccio girare un attimo con sempre la mia spatola e gli metto grazie Franca, un po' di scorzettina di limone. Potreste usare anche la vaniglia, non usate la vanillina è sintetica e cancerogena. Se c'è un produttore di vanillina, però la verità, in pasticceria quando si usava molto quella chimica, nei bartoloni da chilo c'era il segno del teschio. Sì, perché se ti va negli occhi o la mangi così pura è tossica. Quindi non lo sapevo ecco perché viene venduta in piccole bustine, in piccolissime quantità, è proprio tossica. Quindi io metto il limone, ma potrei mettere l'arancio. Diciamo che come tradizione di casa di una volta il limone era quello che avevamo più a portata, no? Quindi è un po' un classico il limone come aroma, così come la vaniglia. Ma potrei anche aromatizzarli, perché io poi ci metto l'uvetta e i pinoli, ma se non ho i pinoli potrei mettere le noci, le mandorle, posso sostituire, e diciamo che ci starebbero benissimo anche delle spezie, della cannella, dell'anice stellato, no? Quindi portano proprio questo gusto. Lo facciamo girare un attimo per amalgamarlo, e in un altro contenitore, oppure lo posso fare anche lì dentro, io qui ho le mie farine. Allora, volevo dire polveri, scusate, la mia farina vedete che è più scura rispetto a quella bianca, il baking o lievito, non so quale termine ho usato, perché noi in pasticceria il lievito per i dolci chimico con la famosa bustina è tutto baking, è la stessa cosa, soltanto che il lievito in bustine è aromatizzato molte volte alla vaniglia,
Il backing, inteso come polvere lievitante chimica, che è la stessa cosa, non ha aroma. Ho capito, perché infatti io in c'è il lievito pasticceria vanigliato, no? brava, c'è scritto lievito vanigliato. Se dovete fare una preparazione salata, sapete che ci sono il lievito chimico per salati, non ce l'avete e usate il Bertolini per i dolci, viene bene ugualmente, non si sente, fondamentalmente non ha grandi problemi. Quindi il lievito sempre con la farina, anche con lo zucchero. Io qui ho le uvette che le ho sciacquate e le ho messe a bagno con un po' di ramandolo. Potevo mettere anche del rum o qualche altro, però c'era questo vino, abbiamo messo questo vino, quindi saranno aromatizzate. Le uvette, tenerle a bagno 1 o 2 ore, prima le sciacquate con l'acqua tiepida, poi gli mettete il liquore e un tocco in più. Sì. Qui, se mi serve, posso ammorbidire il mio impasto con un pochettino di latte. Allora, generalmente quando ho la farina di mais abbiamo visto che un po' di latte serve, perché una delle altre domande, apro una piccola parentesi, che ti fanno: ma quanta acqua uso? Quanto latte uso, soprattutto per gli impasti lievitati? Dipende il tipo di farina. Ogni farina assorbe in maniera diversa a seconda di come è macinata, delle caratteristiche, se è più o meno elastica, se è più o meno grossa, se è più o meno integrale. La farina di mais è leggermente più grossolana e quando sta lì un attimo assorbe di più, ha bisogno di più liquido. Una farina integrale, idem. Una farina molto elastica, quando si parla dei pani, della pizza, ha bisogno di più. Ci sono addirittura impasti che vengono fatti 1 chilo di farina, 800-900 grammi di acqua. È vero. Normalmente, in linea di massima, come diceva ieri Daniele, che ha fatto del pane, 1 chilo di farina, mezzo litro d'acqua. E la partenza? Attenzione, però se in quella ricetta ci vado a mettere dell'olio, del latte, delle uova, sono liquidi, la mia quantità di acqua. Cioè, se io uso un impasto normale, sì, perfetto. Sì, brava, perfetto. Sentivo l'odore? Quindi la quantità dei liquidi dipende anche dall'ambiente, un ambiente più asciutto, meno asciutto, soprattutto sulle grandi quantità. Tant'è che lì nelle famose discorso delle ricette che dicevamo prima, per editoria molte volte, quando io scrivo delle ricette per Alice Cucina, io scrivevo i pesi delle uova, mi hanno detto dalla redazione: no, ci devi dare il numero. E io ho detto: scusa, ma no, perché poi ci telefonano e ci chiedono quante uova sono. Vabbè, ho capito io, però insomma c'è l'uovo normale, l'uovo medio, l'uovo grande. Brava, e sarebbe meglio avere il peso, perché sei sicura che tutte le volte ti viene uguale, però molte volte, discorso che dicevamo prima, ti richiedono. Addirittura una volta mi hanno contestato che avevo messo il peso del latte in grammi. Dico: lo pesi, non stai neanche a fare. Ma no, poi se sbagliano sono millilitri, centilitri, decilitri. Dimmi un bicchiere o mezzo bicchiere o una tazza. No, le tazze qua, appunto. Poi le misure dei bicchieri devono delle essere tazze precise, sono tutte insomma. diverse. Mamma mia, basterebbe mettere davvero solo il peso. Sì, ma io credo di semplificare, che hai a che fare, quindi. Allora, qui abbiamo il composto, siccome è molto granelloso, un pochettino di latte glielo metto. Abbiamo le placche con la carta, perfetto. Senti, il latte a temperatura ambiente o anche freddo qui di frigo? non mi cambia tantissimo, anche perché ne vado a mettere tanto poco, ma di solito lo tieni fuori cioè mentre si lavora. Adesso noi l'abbiamo lasciato qui perché l'abbiamo usato un po' per tutte le ricette, però anche il latte tenere in frigo, perché sai. Sì, ma se lo prendo dal frigo lo devo usare. Non succede niente. Non succede niente, non è che lo devo intiepidire magari. No. A differenza per esempio di quello che si pensa, anche nei prodotti lievitati i liquidi andrebbero freddi. Addirittura d'estate i fornai impastano il pane con l'acqua fredda di frigorifero. Perché altrimenti lievita troppo velocemente. No, perché il pane tu fai farina, acqua e lievito. E quanti tipi di pane fai? La variabile cos'è? Il grasso che metti, ok? Ma la tecnica di lavorazione. A seconda di che temperatura uso l'acqua ottengo un pane diverso. Cioè, per esempio, per farle il rosetto ho bisogno di 23 gradi, per farla mantovana, cioè è veramente e quindi si usa generalmente, anche se molte volte per ottimizzare le persone a casa, il solito discorso, fare scaldare un po' di acqua e sciogliere il lievito. Ma anche lì, se la scaldi troppo bruci il lievito, tutte le volte è un delirio. Ok, guardate, è un impasto che non è più di tanto impastato, liscio, rimane granelloso. Vado a mettere i
in questo caso abbiamo usato i pinoli, ma se non avete i pinoli o non piacciono li potete sostituire. Tenete presente che sembra asciutta la pasta, ma io adesso vado a mettere l'uvetta che è ammorbidita con un liquido, quindi apporto un altro po' di liquido, perciò si ammorbidirà ancora e lo faccio girare un attimo e questo è pronto. Cioè questo è veramente velocissimo, non ha, è un po' il vecchio biscotto come una volta, mi viene da dire, no? Che veniva messo insieme. In alcune zone viene poi tirato al mattarello e tagliato tipo quadretto o rombo, in altre fatta la pallina, cosa che noi poi non abbiamo passato nello zucchero. Abbiamo lo zucchero a velo? Dopo glielo mettiamo semmai. Diciamo che adesso lo faremo ormai su questo, su questi qui che vi facciamo vedere, passato un po' nello zucchero a velo. Sì, c'è lì sotto. Allora si fa una pallina leggermente schiacciata e si mette sulla placca da forno. Quando posizionate da mettere al forno, cercate di rispettare un po' gli spazi. Non cresce tantissimo, questo è piccolo, non cresce tantissimo, però lo spazio mi serve perché fra un biscotto e l'altro deve passare l'aria calda per cuocerlo in maniera omogenea. Io consiglio sempre di fare una fila e la fila successiva in corrispondenza dello spazio della fila prima, perché il calore si muove in questa maniera come fosse una serpentina. Se io li metto uno vicino all'altro, questo fa ombra all'altro e mi viene con una faccina più chiara. Ma pensa. Cioè queste, Daniele mi avrebbe riso perché queste sono un po' le manie dei pasticceri, no? Io a volte a scuola con i ragazzi dico: ma cosa è sbagliato? Oh prof, ho sbagliato a metterli in riga. Magari non li fai rifare, però sarebbe meglio perché hai una cottura più uniforme. Certo. Capito? Anche perché poi nella pasticceria pensi sempre, alla fine devo presentare un vassoio di biscotti, li devo mettere tutti vicini. Se mi ritrovo che da un lato un colore, da un lato non va bene. Sì, è vero, è vero. Sono un po' paranoica, insomma. No, bisogna proprio avere una passione sfrenata per la pasticceria. Cioè, a me piace mangiarli i dolci, però l'idea di noi abbiamo bisogno anche di quelli che li mangiano. Sì, ma guarda, da questo punto di vista non mi tiro indietro. No. Anche se non potrei. Perché mi dicono: te tutti quelli che fai non li mangerei più. No, io li mangio. Ah sì, non sei nauseata tu poi? Magari lì per lì, ma il giorno dopo ma la torta farcita rimasta del compleanno del giorno prima mangiata la mattina a colazione, quanto è buona. Che buona. Che si sbriciola anche un po'. Sì, infatti, è per vero. Me è più buona. Vabbè, dai, siamo da questo punto di vista incorreggibili davvero, non riusciamo a trattenerci. Va bene, io direi allora che a questo punto qua i dolci sono tutti pronti perché hai spiegato come si fa ogni cosa, pertanto fra poco inizieremo a servire e per questo abbiamo chiamato i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Stringer di Udine, sono accompagnati dal professor Antonio Germani, insomma da qualche anno che ci tengono compagnia, che ci aiutano e ogni volta vengono e ci danno una grande mano, quindi devo dire bravi e grazie. Anche perché sai è domenica, però sì è vero, però io dico con i miei, perché anch'io insegno in un alberghiero con i ragazzi, mi dicono ma prof è sabato e domenica, ascolta, cosa vuoi fare nella vita? Appunto, se no cambi scuola, allora comincia scuola. Subito perché lo chef il sabato e la domenica lavora, se hai l'amorosa che fa le storie cambiala, prenditi una che fa il tuo stesso lavoro perché perché purtroppo anzi, si lavora è di più quando gli altri sono in vacanza, no? Ecco, questi ragazzi poi non hanno ancora incominciato, non so, in Romagna, in Emilia Romagna non sono ancora incominciate le scuole, domani anche noi, quindi questi ragazzi non hanno ancora incominciato, hai capito, le scuole, eppure ieri, l'altro ieri e oggi sono comunque venuti, si sono resi disponibili, avranno un credito in più, dai, su. Dopo noi insegnanti, chi dà la disponibilità tieni conto, no? Ah sì, ecco, quindi ragazzi sappiate che, visto che siete in quinta quest'anno, poi in quinta con la maturità, allora fate le palline, le schiacciate leggermente, volete fare un bastoncino, potete fare anche un bastoncino, diciamo che questa è un po' la formula, non devono essere uguali, non devono essere perfetti, è un vecchio biscotto, tenete presente, io non li ho assaggiati, ma anche con questa farina io ho avuto degli ottimi risultati, è molto gustosa,
rispetto alla farina, anzi io consiglio sempre, ultimamente poi ci stiamo proprio spostando, ma anche come mio gusto personale, ma anche come discorso di nutrizione, di utilizzo di farine meno raffinate, meno lavorate. Io penso che appena ci si sposta, molti mi chiedono: ma che farina compro? Ma qua sul territorio c'è uno che ha un mulino, perché in giro ci sono tante piccole beh, anche produzioni noi ne abbiamo, che poi dopo non le hai magari su vasca stala, cioè su tutta Italia, però se trovi un produttore che fa un buon prodotto, che è qui vicino, hai più una sicurezza di qualità, nel senso che lui macina, mette fuori, vende. Se io devo fare il pacco di farina che deve andare dal nord e sud, c'è il discorso della filiera, no? Brava. Che è importante. Senti, questi biscotti non sono biscotti morbidi, sono biscotti friabili, giusto? Sì. Bene. Questi con ramandolo verduzzo da Dio. Hai capito? È un po' Con quel come in vino che, Toscana. oltre la meditazione, qualcosa per sgranocchiare, così esalta ancora di più il sapore dell'uno e dell'altro. In Toscana ci sono i cantucci col vin santo, giusto? Noi adesso abbiamo questi biscotti della Lunardini con il nostro ramandolo o il piccoliti, insomma, quindi abbiamo degli ottimi vini. Il Noac, anche tu magari non lo conosci, ma buono anche quello, insomma, vini da meditazione, come si dice. Sì, poi dopo sei già sul divano, vai con un filo di appunto, gas. Devi solo passare nel letto perché sei cotto. Adesso quando arriva l'inverno davanti al caminetto, sì, no? Sì, infatti, no, ma bello. condivido con pienamente. solo la luce della fiamma che arde. Senti, allora, abbiamo fatto tutto? Allora, no, aspetta, li hai messi in forno? Li ho messi in forno. Quanto tempo? 180, 170, cioè prima parlavamo abbiamo parlato di 1000 robe, a volte non le ho completamente completate. 180 gradi è la temperatura standard. Dovete conoscere il vostro forno. Io personalmente per le frolle o i biscotti, le torte, sono scesa di 5-10 gradi sui forni professionali, perché sono molto spinti, quindi una temperatura troppo alta, troppo forte, tende quasi ad ammassare, mi viene a dire, io ho visto, quindi più che 180-175, e anche perché se sono dei forni nuovi come quelli di ultima generazione che raggiungono presto la temperatura, hanno 1000 funzioni, quindi si riesce a cucinare molto velocemente, si ha degli ottimi risultati con qualche migliori, con qualche grado in meno. Ma tu diminuisci i gradi e piuttosto allunghi il tempo? Qualche minuto, sì, perché rimane poi più soffice, più friabile, anche la frolla è meno ammassata. L'ho notato poi sulle grandi quantità, capito? Certo. E poi, senti, cosa facciamo qua? Allora, questo lo giriamo, questa è la famosa tortina rovesciata, la giriamo così ci rendiamo conto. Perché voglio vedere anche quella coi funghi. Coi funghi. Te in mente quello che hai mangiato ieri sera, va là! Mamma mia, davvero. È venuta qui stamattina, sapessi cosa ho mangiato, e mi fa: ma secondo te com'è fatto? L'ho mangiata, esatto. Se lo mangiavo, perché è davvero buona era, no, con i fichi, orca la miseria. La F c'era. Sì. Allora, non so se facciamo una brutta figura, ma giriamo, metto un pezzo di carta così se c'è. Ok. Voilà. Giriamo sempre. Noi abbiamo fatto un attimino allora si è leggermente attaccato, ma lo ricomponiamo con una palettina o con un cucchiaio. Però poi il senso è che effettivamente quando tu vai a rovesciarlo ti ritrovi con la frutta disposta. La frutta dal lato. Generalmente in pasticceria magari si dà una leggera quando c'è questa frutta così, molte volte capita che trovate anche le ricette che vi dicono gelatinare, cioè con delle gelatine neutre per i dolci, perché se la fate prima si conserva, per un discorso di conservazione, certo. E quindi questa qui è quella fatta, guarda che bella, questa perfetta. Hai visto anche perché la cottura nell'alluminio, questo è alluminio, rispetto alla stagnola è da preferire per problemi organizzativi di tempo e cosa. Abbiamo fatto questa, però gli stampi per i dolci, questo mai acciaio, mai troppo pesante, questi qui che uno dice ma sono leggeri, trasmettono velocemente il calore in maniera uniforme. Vedete che qui questa è venuta proprio perfetta, mi viene da dire, che c'è un buon strato di frutta e poi lo strato sotto di tortina. Sì, è vero. Ok?
Perfetto, beh, Questo lì un forse po' di si è un meno. po' attaccato. Adesso Però, la stacchiamo e gliela rimettiamo sopra. però insomma capiamo bene il senso, no, di questa cosa. E Incominciamo a Ok, preparare cominciamo il a servizio. disporre. Quindi Sì, a allora. disporre piattini. Piattini. Adesso combiniamo. Va bene. Allora, i bicchierini di questa, ecco, una sì e una no. Che ci vuoi fare? Ecco sì, qua. forse è meglio. Allora, perché- organizziamoci per l'assaggio, spostiamo queste cose. Allora, il bicchierino completo, vi arriverà il piattino dove ci sono già ci i tre vogliono i assaggi. cucchiaini anche, ragazzi. Questo e io taglio quello lì. Questi sono già completi, ci vogliono i Beh, bicchierini, quelli questo tanto esposti. lo mettiamo là, Mettilo poi lassù, guarda. ocio, ocio. Sì, sì, perché ci va. Assolutamente. Ok. Tanto voi poi portate via col vassoio, vero, i piatti, come ieri? Ma preparate già i piatti dentro il vassoio, Forse è meglio, no? così non lo prendete in mano una volta in meno. Il coltello a sega l'avete visto? Ah, eccolo. Per tagliare le torte un coltello a sega. Devono essere fredde, qualcosa si sbriciolerà. Allora sì, uno e uno, però bisogna mettere il cucchiaino Allora, dentro. facciamo così, guardate, così, datemi la pila dei piatti a me, qua, che ci metto prima questa, e poi ci mettete, uno mette un biscotto e uno mette il bicchierino, a lavoro a catena, datemi i piatti qua, che partono da di qui. La signora che ha lavorato in Romagna quando era giovane, faceva le stagioni, quindi Madonna, la che praticità culo. è il suo mestiere. No, dovevi risparmiare tempo, perché così andavi Sì, prima che uscivi. via, esatto, così andavi a divertirti. Allora, vedete la pasta, Eh sì. no? Con la frutta. E Monia, e la salsa ce la mettiamo vicino? Ok, eccola. Allora, facciamo così, facciamo la catena, un cucchiaio. Dentro mettiti i qui leggermente ai così, cosi, guarda. sì, dai, questo. Poi questo in uscita, alla fine appoggi lì, ci metti il cucchiaino, oppure lo metti prima. Io taglio e te passi il piattino? Sì, 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 certo. Uso il cucchiaio perché sennò. Oh, adesso c'è un po' di silenzio perché chiaramente siamo tutti quanti impegnati, fra un po' anche le vostre bocche saranno impegnate e forse ce ne sarà ancora di più. Se avete però qualche domanda da fare, Cristina è qui e quindi può rispondere Non se lo avete so. qualche dubbio. La signora? Come? Controllo biscotti, sì, sì, ma paura che quella non si preoccupi che Cristina ci pensa. Invece la domanda? Non c'è, allora perché Non forse ho era la capito. farina di mais quella. Nei biscotti tu hai detto, in quelli che hai fatto, ci va il lievito. Mentre Non è nella messo. ricetta, No. nella ricetta non c'è. Errore mio, ho detto lievito ma ho sbagliato, non ci va. Allora, è un biscotto senza uova e senza lievito. Ah, ok. Scusatemi, errore mio. Era proprio la caratteristica di un dolce povero fatto con pochi ingredienti Questo- che doveva mantenersi a lungo, quindi non è soffice, è friabile, e con quelle che erano le cose che c'erano in casa fondamentalmente. Sono due i piatti lì, sì. Giovanna, allarga i piatti, perché se non allargate i piatti si ferma la catena. A chi posso dare che si divide? Magari 2 persone insieme? Ecco, perché sono 2 porzioni queste. Lei è con qualcuno, voi 2? Perfetto. Allora ti diamo anche i piattini dell'altro assaggio. Sì, sì, adesso Fai un arriviamo piattino anche con il senza resto. bicchierino. Fate 2 piattini senza, 4 piattini senza bicchierini. Così siamo. Allora, dagli a me quelli senza bicchierino.
Aspetta che c'è la salsa, così li porto alle persone, quelli senza bicchierino. 1, 2, 3, aspetta, io non so come si fa, ma sono un po' alla casalinga. Vieni qua, guarda coi piatti, Allora, alla mia destra. Ha chiodato 2. Vieni qua i piatti, me li metti qua, qui davanti. Prego. Così. E 2 qua. Prego. Così. Così voi l'avete avuto, adesso passeranno a portare a tutti gli altri. Allora, io mi rivolgo a chi è in streaming perché tutti gli altri naturalmente sono qui presenti, adesso impegnati sicuramente a ricevere il proprio assaggio. Chi è in streaming sa che questa è la Corte del Gusto di Friuli Doc, qui siamo a Palazzo Morpurgo, nei giardini di Palazzo Morpurgo, dove ogni anno si tengono questi show cooking, solitamente insieme a Daniele Segani il venerdì e il sabato, poi la domenica quest'anno è venuta a trovarci Cristina Lunardini. Romagnola Doc, che ci ha preparato alcune ricette dedicate esclusivamente ai dolci. Diciamo che se queste ricette vi possono interessare, voi che ci seguite in streaming e anche tutti gli altri ovviamente, sappiate che saranno poi pubblicate nel sito di Friuli Doc. Tutti indaffarati. Allora, chi ha assaggiato cosa ci dice? Tutto buono? Ti è piaciuta? Sì. Adesso glielo chiediamo, ripeto la domanda per chi ci segue in streaming naturalmente, quando si parla di temperature da forno, allora, c'è differenza tra ventilato e statico? Allora, la temperatura è sempre quella, cambia la funzione perché hai una cottura diversa e dipende da quello che devi cuocere. Allora, un prodotto che deve crescere, si deve alzare come un pan di Spagna o un dolce tipo questo, diciamo che non si usa ventilato, o se hai la possibilità di gestire il tuo forno che puoi mettere la ventola leggermente, perché se la ventola crea movimento e quindi mi dà movimento dell'aria, ho una cottura più equilibrata e più veloce perché tende anche ad asciugare. Quindi io direi che per tutte le ciambelle, le cose soffici diciamo, ma anche i bignè che devono alzarsi, non va ventilato, o a meno che hai la possibilità di metterlo leggermente. Tutta quella che è la biscotteria, quello che invece va asciugato, le cialde, e invece posso lasciarlo ventilato. Questo biscotto qui fondamentalmente è asciutto, no? Non è ancora. Deve proprio asciugarsi. Si sono bruciati? Altra domanda? No? Va bene. Poi dovete conoscere il vostro forno, perché ogni forno ha caratteristiche specifiche diverse. Scusa un attimo, Cri. Dimmi. Che cos'è il cremor tartaro? Allora, all'interno della pasticceria, oltre al classico lievito che voi conoscete col nome molte volte della marca, facevamo dei nomi ma per capirci, perché poi possono essere qualsiasi marca, ma non è che la marca mi cambia il prodotto. Il lievito chimico normale, che noi generalmente chiamiamo baking, se voi trovate il termine in alcune ricette baking, di ricette prese da ricettari per professionisti, è la bustina, per intenderci. La bustina è composta da 2 parti di bicarbonato e 2 parti di bicarbonato e una di cremor di tartaro. Il cremor di tartaro è sempre una polvere lievitante ricavata in maniera naturale dalla lavorazione di scarto delle uve dopo quando c'è il passaggio che viene eliminato, e questo cremore mi dà un prodotto abbastanza arieggiato, più forato. Se lo uso in purezza ho un prodotto con dei buchi leggermente più grandi. Si può usare alveolato, come dite voi professionisti. Si può usare anche in sostituzione del lievito del baking, generalmente nelle stesse percentuali, e ultimamente è più diffuso perché, essendo un prodotto di lavorazione chimica, nel senso che viene lavorato dopo non lo si trova così in natura, però è un prodotto più a base naturale rispetto ai lieviti miscelati. Ma anche il baking normale, io a volte in pasticceria lo faccio, che miscelo bicarbonato e cremore di tartaro, è nella stessa. Se voi andate a leggere l'etichetta è già contenuto. Sì, ecco, facciamo anche un altro discorso, se qualcuno non ha domande. Qui si è parlato di lievito, ma quando si parla di addensanti spesso si sente parlare di agar-agar,
Oltre alla colla di pesce che ormai conosciamo tutti, no? Allora, gli addensanti sono tutti ingredienti che hanno provenienza naturale generalmente, e a seconda del prodotto che devo tenere, ma come lo devo lavorare, posso usare la gelatina in fogli, che si può presentare in fogli o a volte anche in polvere, cioè anche in polvere. Sì. L'agar-agar è ricavato da un'alga. Sì. La pectina, che serve a volte per aiutare nelle confetture, nelle conserve o per fare dei prodotti gelatinosi di creme di frutta, ed è ricavato dalla frutta la pectina. Spesso dalla mela si ricava, Sì, no? Si generalmente parla della la mela. Aspetta i cucchiaini. Oppure a volte si parla di gelatificanti, tipo se vengono usati a caldo anche la fecola diventa un gelatificante. È vero, sì. O gli amidi, diciamo che gli amidi in genere tendono a dare una consistenza più cremosa, legata, no? più legata, fanno proprio da elastico, mi viene da dire. Domande? Sì. Sì. Allora, la signora chiede, visto che abbiamo parlato di addensanti anche naturali, no? Agar-agar e via dicendo, rispetto alla colla di pesce, allora, a livello di quantità, diversa. Se uso l'agar, cioè l'agar-agar generalmente viene utilizzato, è in percentuale all'acidità, più è acido e più lega il prodotto, quindi non c'è in questo caso una quantità ben specifica, ma c'è la ricetta calibrata, e molte volte mi viene da dire dovete leggere sulla confezione che indicazioni vi danno, perché dipende se è più o meno puro, se lega di più, perché anche lì, come vi dicevo prima, a volte ci sono delle gelatine più pesanti, meno pesanti, è proprio legato anche a questa cosa, quindi non esiste, cioè in linea di massima, per esempio la gelatina in fogli sono 20 grammi per litro o chilo di prodotto, però poi vi ho detto, se lo faccio nel bicchierino cala addirittura a 10, se la faccio grande arriva anche a 30, quindi la regola proprio va sempre studiata in base alla ricetta. E anche lì dipende dal prodotto, perché anche l'agar-agar, che non è che io lo posso sostituire in toto, dove c'è la colla di pesce uso l'agar-agar, in alcune cose non si può. Ah. Quanti mancano? Là dietro, perfetto. Ma nessuno dice I niente? biscotti come sono? Ah, già fatti, sono già fuori. Cioè, non dà mica tanta soddisfazione sta gente di no, Udine, ma stanno mangiando, aspetta un attimo che adesso vedrai come arrivano subito no, non qua. Di corsa. Come sono sfacciata, come dice Daniele, sei sfacciata. Vi piace? Vi è piaciuto? C'è qualcosa che vi è piaciuto di più? Qualcosa di meno? A te non è piaciuto il plum cake? A te è piaciuto il plum cake? Poi quando è finito, non è che... Sì, ma ce ne abbiamo. Ma i biscotti li abbiamo per tutti oppure no? Ce n'è uno lì, ma è caldo. Diamo quelli caldi appena sfornati, sono cotti? Dentro sono nell'abbattitore, allora un attimo solo perché sono nell'abbattitore. Intanto prepariamo i piatti. Ah, ok. Così li diamo a tutti, ecco, per quello. Visto che ce n'è per tutti. Vai, Monia. Vai. Vado io.
Sì, sì, sì. Te lo dici te? Aspetta perché forse ne stai tagliando troppa adesso, un attimo solo. Ho finito? Hai finito? Ah, ok. Vai. Una qua così la portiamo via. Ok. Ok. Oh, che grazie, che gentile. Ci è arrivato un filo di perle. Qualcuno ha perso qualcuno un ha filo perso di un filo di perle. perle, sì. Non c'è più bicchierini? Ah, ci sono. Allora, qualcuno, lo teniamo qua, Se qualcuno... Si è aperto un filo di perle a una signora. Ciao. Di solito. Beh, una signora, una ragazza o qualcuno, una donna credo abbia messo un filo di perle. Anche i ragazzi con i fili di perle, io non li ho mai visti, però vabbè, un ragazzo allora. Se è stato un ragazzo. Tanto è lercio. Bene, cara la nostra, queste ce li mangiamo noi, avanzano 2. Devi assaggiare. No, per io- forza. no, quando lavoro non mangio. Però mangio lo stesso tanto anche se lavoro tanto. Mancano? Quanti? E io ho mangiato questo, avrei potuto lasciarlo. Numero. Numero? Ma perché? Perché forse si è aggiunta sono aggiunte delle persone all'ultimo momento? Cioè, dammi la tortina. Sì. Allora, chi non ha seguito tutta la lezione, adesso chi è arrivato adesso mi ripete tutte le ricette, gli do una tortina, se no no. Sì, giusto, giusto. Vabbè, ormai, se voglio dire, non è che possiamo... Qui manca quello. No, perché prima mancavano solo 2 file, le 2 file là dietro, poi adesso Le ne due file mancano sono ancora di sempre più. 2 file. Esatto, intanto abbiamo portato fuori altra roba per quello. E non ci sarà il bicchierino, pazienza. Pomeriggio daremo solo a chi è seduto, a chi è stato seduto tutto il pomeriggio, sì, perché sennò è facile, è troppo facile. Basta, ci siamo. Non ce l'abbiamo più. Basta, finito. Erano comunque 190, 190 bicchierini. 190 bicchierini. Abbiamo contato i bicchieri. Più quelli doppi. Sì. Insomma, dai. Direi. Va bene, quindi è andata bene, dai. Per chi ci segue in streaming, noi chiudiamo qui, ci salutiamo, ma ci rivediamo più tardi nel pomeriggio perché alle 16:30 Cristina Ulerini tornerà per preparare, sì, pasticceria, ma questa volta salata, vero? Un cake salato. Sì. E 2 cose dolci. Una tortina e un biscottino. Perfetto, questo nel pomeriggio alle 16:30. Buon pranzo a tutti. Grazie. Intanto, a dopo.